Benvenuti, sono le 16:30 e iniziamo. Benvenuti a tutti a questo incontro pubblico dal titolo Udine si muove, disegniamo insieme la città di domani. E come sapete siamo qui per ascoltare il percorso che porterà alla definizione del PUMS. L'introduzione che mi permetto di fare prima di ascoltare i vari interventi è per focalizzare insieme a voi l'attenzione sulle parole che compongono questo acronimo, quindi Piano Urbano della Mobilità, quindi un piano, quindi programmazione, progettazione, pensiero, condivisione e definizione di regole anche, no? Che servono a tutti i cittadini. E poi c'è una S finale che è di sostenibilità. Questa è una parola che sicuramente tutti avete sentito e sentiamo continuamente, è una parola inflazionatissima purtroppo, che però è bene ricordare che si compone di 3 sfaccettature che sono importantissime, che sono la parte ambientale, la parte sociale e la parte economica. E tutti questi aspetti sono poi, li troviamo anche nelle azioni quotidiane, nella programmazione, anche nei piani urbani. E quindi insomma questo è forse l'aspetto anche più interessante della programmazione e dell'attività che condivideremo insieme. Quindi detto questo lascio la parola ai relatori e partiamo col saluto del sindaco che è online. Che arriva. Bentrovati a tutti. Oggi purtroppo non potrò essere qui con voi a questo evento importante che ha promosso il Comune di Udine nella persona dell'assessore Ivano Marchiol su questi temi appunto che riguardano la mobilità. Abbiamo con noi ovviamente i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per Trasporti di Roma e abbiamo anche gli esperti della TRT Trasporti Territorio di Milano. Noi stiamo lavorando con questi attori proprio per definire un piano della mobilità. Sarà interessante ascoltare i risultati di un questionario che ha riguardato ben 2.300 cittadini di Udine e quindi questo incontro è molto importante ed è nella logica della partecipazione che noi stiamo seguendo per rivedere un piano della mobilità che è estremamente interessante, necessario per la città e che purtroppo è da molti anni che non viene fatta. E quindi vi auguro un buon lavoro in questa logica di partecipazione attiva dei nostri cittadini. Il bello della diretta, dai. Bene, proseguiamo ai saluti istituzionali, passando la parola all'assessore ai lavori pubblici, viabilità e verde pubblico, Ivano Marchiol. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Qui ci si sente meglio in presenza, quindi mi scuso se per questioni tecniche insomma, non si è sentito in maniera adeguata, ma appunto il sindaco porta i suoi saluti a tutti voi, per appunto impegni istituzionali non può essere qui, ma ci tiene a dire di voler essere qui perché ovviamente è un appuntamento importante per tutta la città. Dove siamo noi oggi? Siamo a una tappa importante di un percorso che è quello di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Vi ricorderete, per chi è venuto, per chi c'era, che abbiamo iniziato pubblicamente questo percorso il 29 ottobre 2025, quindi qualche mese fa, con una presentazione di quello che sarà l'iter generale. Cosa è stato fatto in questo periodo e perché questa è una tappa? È stata conclusa una prima fase in cui è stato elaborato il cosiddetto quadro conoscitivo che oggi vedremo. In questi mesi si sono da un lato
evidenziati, rilevati tutta una serie di dati quantitativi sul sistema di mobilità della città di Udine e dell'Interland, il che significa dati e cognizione del contesto infrastrutturale e delle regole del sistema di mobilità cittadino e dell'Interland. Quindi questi aspetti quantitativi essenziali, e poi un'indagine qualitativa. Come si è sviluppata questa indagine qualitativa? In due modi: da un lato con un questionario pubblico aperto a tutti i cittadini, che è rimasto pubblico per un mese sulla piattaforma del Comune, e che ha avuto tantissima partecipazione, moltissime risposte, oltre 2200, che se paragonate a quello che avviene normalmente in altre città è un dato molto elevato. Quindi questo fa emergere come ci sia volontà di affrontare questo tema da parte di tutta la cittadinanza. Quindi questo dato qualitativo unito a un altro elemento qualitativo altrettanto importante, ovvero i tavoli di lavoro con i portatori di interesse. Ci sono stati 5 tavoli di lavoro, 5 riunioni, con una cinquantina circa di portatori di interesse, 2 tavoli con associazioni, categorie economiche, rappresentanti degli ordini, un tavolo specifico istituzionale, quindi dedicato anche a tutti i comuni contermini, perché nell'ambito di una visione strategica della mobilità di Udine va da sé, voi lo capite bene, che ragionare anche con l'Interland diventa assolutamente indispensabile. Un tavolo con i mobility manager aziendale e un tavolo con i dirigenti scolastici. Sappiamo tutti come il tema delle scuole è assolutamente importante, ognuno di noi vive la città e sa che nelle ore di picco, ecco, il tema delle aree scolastiche e dello spostamento casa-scuola è un tema di grandissima sensibilità. Bene, fatta questa indagine anche qualitativa, abbiamo uno stato dell'arte, cioè com'è la situazione della mobilità nella città di Udine, decisamente più chiara. Questa ci consente ora di fare un percorso che si svilupperà nell'elaborare quelli che sono con precisione gli obiettivi e le strategie che vogliamo raggiungere, ed è un percorso che continueremo a fare secondo questo metodo, cioè il metodo partecipato, dove il metodo partecipato non significa, diciamo, delle assemblee in cui ci si trova a lamentarsi di qualcosa, ma quando ci sono dei momenti specifici, degli ordini del giorno, si discute di un tema, si tiene conto di quello che emerge in quel momento e si prosegue nel ragionamento, cioè si costruisce un discorso assieme. Ecco perché è fatto di tanti momenti, tante occasioni di confronto, ma focalizzate, perché è questo che noi dobbiamo fare. Oggi è un passaggio importante e concludo, perché ci teniamo a rappresentare pubblicamente qual è stata la risultanza di questa prima fase, e quindi il fatto che ogni cittadino, se vuole, può ascoltare cosa è emerso, seppure in un riassunto ovviamente, in questa prima fase. I documenti poi, che verranno anche dimostrati e spiegati oggi, verranno pubblicati domani, insomma nei prossimi giorni, sul sito del Comune. Vi ricordo, c'è la pagina sul piano urbano della mobilità sostenibile e il piano generale del traffico urbano, in cui noi carichiamo ogni volta che arrivano a compimento tutti i documenti, in maniera tale che il percorso può essere seguito, e lì ci sono, lo ricordo sempre, una cosa che è stata già detta tante volte ma mi piace ricordarlo, c'è anche una mail dedicata e tutte le informazioni a proposito. Ecco, io mi fermo qui e do la parola ovviamente di nuovo alla nostra moderatrice. Grazie. Grazie Assessore. Allora, come è stato un po' così riassunto questo lungo lavoro che si sta facendo e che si farà ancora, ovviamente questo è un percorso che ha diverse tappe e quindi questa è una, no, delle tappe.
E a tal proposito anche ascoltiamo adesso l'intervento introduttivo, prima di ascoltare poi la parte più tecnica, della dirigente del servizio viabilità, Francesca Savoia. Sì, buonasera a tutti, un saluto anche per chi ci segue dalla diretta streaming. Questo secondo incontro segna un passaggio molto importante per la costruzione dei due piani, il piano urbano della mobilità sostenibile e il piano urbano del traffico. Se nel primo incontro abbiamo condiviso il percorso per la costruzione integrata dei due piani, stasera entriamo proprio nel dettaglio di ciò che succede nella città di Udine. Il PUMS è uno strumento strategico che serve a guidare le nostre scelte sulle infrastrutture e sul trasporto e della mobilità per i prossimi 10 anni. Il piano urbano del traffico, invece, che viene fatto insieme al piano urbano della mobilità sostenibile per la prima volta, è un piano operativo della valenza biennale. Nelle scorse settimane i progettisti incaricati hanno completato il cosiddetto quadro conoscitivo. Sono stati analizzati diversi dati afferenti alla mobilità, tra cui i flussi di traffico, i punti di maggior congestione all'interno del territorio comunale, l'offerta di sosta a pagamento e il sistema del trasporto pubblico. Quanto verrà presentato tra poco rappresenta quindi lo stato del sistema della mobilità nel suo complesso all'interno del territorio comunale. Sulla base di quanto emerso dal quadro conoscitivo è stato possibile definire le strategie e gli obiettivi che andremo tra poco a spiegare, degli obiettivi appunto del piano. L'obiettivo è conciliare il diritto della mobilità per tutti gli utenti della strada, possono essere visitatori, studenti, residenti, tutti nel loro complesso. Le strategie di piano non riguardano degli interventi puntuali, quindi dove vado a fare una pista ciclabile, dove vado a fare una rotatoria, ma guardano la città e gli interventi con una visione integrata. Quindi ci si sofferma sul tema della sicurezza, quindi tutti gli utenti della strada devono essere in sicurezza dando maggior priorità all'utenza debole. Migliorare poi l'interscambio modale, quindi il passaggio dal mezzo privato al trasporto pubblico locale, piuttosto che dal mezzo privato al bike sharing, al car sharing, quindi un sistema nel suo complesso di passaggio dall'automobile privata a un trasporto collettivo. Stessa cosa è stato sviluppato anche il focus sulla fluidità, quindi andare ad intervenire sui nodi urbani che creano maggiore congestione e quindi cercare di ridurre anche le emissioni di CO2. La cosa importante che vorrei sottolineare è che non cerchiamo con questo piano delle soluzioni sul breve termine, ma cerchiamo di creare un documento che porti delle soluzioni che possano funzionare per tutta la collettività nel lungo termine. Ricordo appunto che il piano urbano della mobilità sostenibile continua ad essere un percorso partecipato, quindi i vostri interventi, i vostri consigli, le vostre critiche costruttive ci permettono di costruire questo piano ritagliato proprio sulla città e se avete appunto, se adesso dovete fare, più tardi farete sicuramente dei vostri interventi, ma comunque potete mandare anche una mail, come diceva prima l'assessore, a pianimobilità@comune.udine.it. Questo complesso lavoro di analisi è stato sviluppato da un team di esperti che abbiamo qua con noi questa sera, rappresentato da ISFORT, che è l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca dei Trasporti, appunto qui rappresentato dall'ingegner Angela Kindemi, che presenterà il quadro conoscitivo. Online abbiamo collegato il dottor Carlo Carminucci,
che illustrerà il processo partecipativo che è stato portato avanti fino adesso, e il dottor Ivan Uccelli, urbanista di TRT, che darà evidenza delle risultanze dei due procedimenti e racconterà appunto le strategie che avrà il nostro piano. Lascio quindi la parola ai tecnici per la loro esposizione e buon lavoro a tutti. Bene, grazie di questo intervento che ha anche un po' riassunto appunto le fasi anche tecniche, operative, procedurali di questo percorso, che ricordiamo appunto essere un percorso partecipato, quindi al di là di come è già stato richiamato che c'è la possibilità, ci sarà la possibilità di esprimere delle considerazioni attraverso la mail, attraverso diversi canali, e poi, come avete visto anche dal programma, ovviamente anche dopo ci sarà spazio per degli interventi. A seguire degli interventi tecnici che adesso ascolteremo, quindi il primo, come veniva accennato, riguarda il quadro conoscitivo, quindi passo la parola a Angela Chindemi. Perfetto. E allora, buonasera a tutti, io sono Angela Chindemi di ISFORT. ISFORT ha curato in particolare la ricostruzione del quadro conoscitivo e guidato i processi di partecipazione con l'ATI TRT. Oggi noi vi presenteremo i risultati della prima fase del lavoro, il quadro conoscitivo e le principali evidenze che sono emerse dalla città. Il tentativo è dare una lettura interpretativa di quello che abbiamo capito del sistema, perché raccontare tutti i dati sarebbe stato troppo lungo e complesso, però è possibile già attingere dei documenti sulla pagina del sito istituzionale che è stato già implementato, per chi volesse poi approfondire. Dove siamo intanto? Noi ci collochiamo il completamento del quadro conoscitivo si inserisce a metà percorso del processo di redazione del PUMS. Quello che stiamo presentando non è il piano, ma il piano arriva adesso. Non si può costruire un piano se prima non si ha conoscenza del sistema. Quindi questa prima fase è stata dedicata alla raccolta, e questo dei dati, a una lettura tecnica e istituzionale di diversi dati statistici, dati forniti dall'amministrazione comunale, dai gestori dei servizi e anche raccolti tramite l'indagine e quindi ascoltando i cittadini e gli attori del territorio con un processo di confronto strutturato. Quindi tutti i tavoli, questo sarà approfondito nell'intervento successivo, sono stati guidati sempre da una base informativa che quindi si è arricchita di volta in volta con il contributo degli stakeholder. Qual è il prodotto di questa fase? Noi abbiamo prodotto 3 documenti: il quadro conoscitivo, che integra l'analisi, l'indagine dei cittadini e partecipazione, come è stato già richiamato sia dall'assessore che dal dirigente, che si compone comunque di 2 allegati. Quindi ritroverete per tutti l'allegato dell'indagine dei cittadini, che restituisce tutte le risposte in maniera sintetica, ed è un documento veramente ricco che potrà essere utilizzato anche in futuro anche per altre pianificazioni, perché veramente non è semplice ottenere una partecipazione di 2200 cittadini tra residenti e city user con la rappresentatività di tutte le fasce d'età e anche e quindi una presenza sia di occupati, studenti, quindi è un'informazione sicuramente ricca. Questo documento, da questo quadro, che il valore aggiunto è stato quello di integrare e dare un'interpretazione a tutta questa ricchezza di informazione, ci ha consentito di poter mettere in campo degli obiettivi e delle strategie che sono state costruite in maniera condivisa a valle dell'ascolto sia dei cittadini che degli stakeholder, e quindi in qualche modo sono andati a modificare gli obiettivi standard del Ministero dei Trasporti, che comunque fornisce già 17 obiettivi che sono vincolanti per tutte le città, ma che non tengono conto delle realtà differenti. E
e quindi questo è un valore importante aggiunto. Il terzo documento è già il rapporto preliminare ambientale, perché tutto questo processo deve essere sottoposto a una valutazione ambientale strategica per verificare che le scelte che saranno fatte siano sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale, economico, il ragionamento che era stato fatto già prima. Quali sono gli elementi del quadro conoscitivo? È presente nel documento principale, che appunto integra tutte questa complessità di dati e di analisi, un quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, perché la pianificazione di un PUMS si inserisce in una pianificazione sovraordinata con degli indirizzi europei, nazionali e regionali, quindi non nasce cioè deve comunque incastrarsi in termini di coerenza con la pianificazione e gli obiettivi già in atto, un contesto territoriale con inquadramento territoriale e socio-economico, offerta di reti e servizi e soprattutto un'analisi della domanda della mobilità che è stata aggiornata, perché con i dati disponibili e con i dati raccolti e che ancora dovrà essere valorizzata con tutta una serie di dati anche innovativi che sono stati messi a disposizione dal Comune, che sono stati acquistati dalla società e che consentiranno di simulare le scelte di mobilità dei cittadini per poter poi andare a fare scelte consapevoli valutando gli impatti nello scenario futuro. E infine c'è questa sintesi interpretativa e di evidenze principali del sistema che si conclude con l'analisi SWOT, da cui appunto poi derivano gli obiettivi. Allora, che cosa abbiamo capito? La prima informazione, che è sicuramente l'evidenza più importante, è che Udine è una città compatta in un territorio diffuso. Cioè la città compatta sono anche non solo urbanisticamente, quindi c'è la densità che è il cuore di quest'area, che è ben evidente, ma anche in termini di spazi. Abbiamo una distanza di 10 metri in lunghezza e 5 metri trasversale e il ring, cioè questo famoso... chilometri, scusatemi, e il ring è sotto, ha un diametro inferiore ai 2 chilometri, scusatemi. Però la cosa importante che io volevo farvi notare, perché è una caratteristica di questo territorio e si differenzia per esempio da quello di altri, è che il sistema locale del lavoro, il bacino dove gravita la domanda pendolare, è uno dei più vasti d'Italia. Siamo per estensione al 12° e per densità il 20°, cioè un'area che compete per dimensioni con le aree metropolitane del Paese. Udine accoglie il 27% della popolazione di questo sistema e il 46% se lo riduciamo all'area vasta, quella famosa area dei contermini dei 19 comuni che rappresenta l'area di maggiore riferimento. Cosa è importante di questo sistema locale? Che Udine non è solo un polo attrattore, ma anche un polo di emissione, contrariamente per esempio al sistema locale di Trieste, che è che accentra in qualche modo gli spostamenti. Quindi abbiamo contemporaneamente una capacità di attrarre, ma una capacità di emettere. E se guardate la seconda mappa, dove sono rappresentate, ogni puntino rappresentano 1000 pendolari, quello è il numero di pendolari che esce fuori da Udine e se vedete c'è una concentrazione molto alta nell'area vasta e poi nella parte periferica del sistema locale del lavoro. Le aree bianche non è che non emettono, sono prevalentemente comuni che emettono, però sono piccoli in termini demografici e quindi non raggiungono i 1000 pendolari giorni. E questo la dice lunga, insomma, del peso che ha questo sistema locale del lavoro, che non può ragionare solo sulla città compatta. Da che cosa è generata la domanda? Sicuramente dalla popolazione e dalle funzioni sul territorio. Un altro elemento che caratterizza questa città è una popolazione stabile, ma che dipende dalla sua capacità di attrarre e di trattenere rispetto ad altri territori, altre aree del territorio, l'EDR udinese, la parte regionale, la regione, quindi mantiene. Però questo dato non è sufficiente per non comunque immaginare degli scenari evolutivi futuri e un po' negativi sulla componente della domanda, della mobilità, perché la popolazione sta invecchiando e fra poco vedrete un dato che è molto interessante da questo punto di vista. Perché cresce? Perché è un polo comunque terziario di servizi, ha una sua attrattività, riesce a fornire servizi pubblici alla persona, urbani, ha una vocazione
terziaria, che rappresenta un punto di forza della città, e il numero degli addetti in questi anni è aumentato, quindi questo spiega la capacità di trattenere popolazione. Polo, è un polo attrazione. Per parlare di dimensioni del polo attrattore è solo un numero: 28.000 utenti potenziali giorno, giovani, rappresentati per metà ragazzi delle scuole superiori e metà ragazzi degli studenti universitari. Però questa è la mobilità potenziale ogni giorno, la capacità di attrarre, diventare un riferimento di polo anche a livello regionale e nazionale per quanto riguarda il polo universitario. Però il trend demografico che già è in atto, perché se noi andiamo a guardare negli ultimi anni la variazione della popolazione giovanile dal 2017 al 2025 solo della scuola primaria e dell'asilo nido, abbiamo un calo del 47%. 47%. Sono dati MIUR, cioè il numero di iscritti. E questo è uno scenario che naturalmente non di Udine, di tutta la provincia di Udine, cioè tutta l'EDR. Sono dati del Ministero, MIUR, quando abbiamo detto che abbiamo integrato diversi dati. Udine in questo si configura come un nodo strategico della rete TEN-T, è stato riclassificato, questo è un dato che sicuramente conoscete, ha una rete multimodale complessa, rete ferroviaria, rete del TPL, rete viaria, e fa parte di uno schema viario nazionale, però ha un sistema multimodale che ancora non funziona pienamente nelle sue potenzialità, perché è fortemente autocentrico, per così dire. Diciamo anche che questo è stato confermato anche dalle analisi delle indagini dei cittadini, ma anche dagli indicatori che vi presenterò fra poco. L'auto è dominante negli scambi esterni da Udine verso l'esterno, ma anche la potenzialità di mobilità interna. A noi sembra altissima la mobilità attiva, 32%, ma in una città con queste dimensioni compatte non è assolutamente un dato che esprime le piene potenzialità. Può far molto di più, perché sotto il ring, tenendo conto anche di dove è localizzata la popolazione, no? Nord-est, quindi un raggio molto compatto, per cui è una città sicuramente a misura di bici, se non ci fossero delle criticità che noi abbiamo rilevato e che impediscono tassi ulteriori di mobilità attiva. Quali sono alcuni indicatori che ho voluto mettere in evidenza? Sicuramente un TPL che cresce, negli ultimi anni sicuramente ci sono stati comunque dei cambiamenti, perché questo ci dicono i dati statistici, un più 18,4% dal 2019 al 2023, nonostante un'offerta di TPL che è inferiore alla media dei poli, non parlo solo di Trieste, ma anche dei media capoluogo di Nord-Est o i media capoluoghi d'Italia. E questo è un dato che fa riflettere, perché vuol dire che ci sono anche delle potenzialità ancora ulteriori che può esprimere il TPL. Altri indicatori sono quelli della mobilità privata, che in termini di impatti ci dicono già che le emissioni climalteranti e inquinanti sono superiori alla media, e questa conferma di un modello ancora troppo autocentrico. E qui vediamo anche un modello di mobilità non omogenea, che è dato da, per esempio, questi sono i saliti e discesi, una mappa che rappresenta, i colori blu sono i discesi e il giallo sono i saliti, e quindi vedete il funzionamento del sistema del TPL, sicuramente a servizio di pochi poli principali del territorio e di una capillarità diffusa, ma non sistematica. Questo lo rivediamo anche nelle analisi. Anche la concentrazione della domanda è legata alle ore di punta, previamente quella del mattino, e poi comunque c'ha dei cali, quindi non è una modalità utilizzata quotidianamente nelle domande di morbida. Qui invece vediamo il numero totale di noleggi mensili bike sharing, perché esprime una potenzialità al cambiamento. È partito da poco questo servizio e già incomincia ad avere dei numeri interessanti, a dimostrazione che c'è una potenzialità nelle nuove modalità di mobilità.
Il sistema di mobilità squilibrato è presente le criticità degli impatti anche perché c'è una forte dipendenza dell'auto che è confermata dall'aumento crescente dei tassi di motorizzazione in città, il numero quindi di auto per pro capite, da una presenza diffusa di incidenti che sono comunque non riescono a diminuire nonostante gli obiettivi europei di abbattimento dell'incidentalità, e come vedete sono diffusi un po' dappertutto, oltre negli assi della viabilità principale, anche intorno proprio alla città compatta, il cuore pulsante della città, quella che dovrebbe essere la più tutelata. E un altro problema è quello del sistema della sosta squilibrato. Nei parcheggi di destinazione non si raggiunge la piena occupazione, mentre nei dati ci dicono che negli stalli gratuiti, soprattutto la mattina e il pomeriggio, addirittura a volte si supera il coefficiente di occupazione 1, quindi vuol dire che ci sono più auto, un altro poco dei posti, e questo si abbatte solo alla notte, quindi vuol dire che non è dei residenti. Ma che cosa ci dice quel coefficiente occupazione alto? Che non c'è una rotazione, non c'è poca rotazione molto spesso, per cui questi stalli vengono occupati, e questo poi l'abbiamo rilevato anche dopo. Quali sono le cause anche dell'insicurezza, del poco utilizzo della mobilità attiva? Ce lo dice questa seconda mappa che rappresenta i percorsi ciclabili, sono percorsi discontinui, frammentati, e questo è un tema che ricorre tra i cittadini, ricorre tra gli stakeholder, ricorre dall'analisi, cioè è difficile fare dei percorsi continui, un sistema che è frammentato, ha i problemi negli attraversamenti, nei percorsi, e quindi incidentalità, insicurezza che porta i cittadini a limitare la propria. Che cosa ci dicono invece i cittadini? Questa è più o meno la rappresentazione di chi ha risposto, per farvi capire chi ha partecipato. 133 ragazzi dai 14 ai 17 anni, 500 tra i 18 e i 25 anni, 421 tra i 26 e i 40, la fascia maggiore è quella tra i 41 e i 65, con 931 interviste. I risultati non rappresentano solo i residenti, ma l'insieme delle persone, anche quelli che vivono la città, perché quotidianamente arrivano, perché sono dei pendolari, perché sono studenti che arrivano da fuori, perché occasionalmente arrivano in città per affari, business, per trovare persone. Cioè, insomma, come si muovono le persone? Questo è il dato che è importante, la ricchezza dell'indagine. Ci dicono che non è uniforme, c'è una segmentazione dei comportamenti. Noi possiamo vedere come si muovono le donne, come si muovono gli uomini, come si muovono i ragazzi, come si muovono gli occupati e come si muove, quindi il city user rispetto ai residenti. Dove si distribuiscono, per esempio questa è la destinazione, noi non abbiamo ricostruito il diario di bordo, diciamo il diario degli spostamenti dei cittadini, abbiamo chiesto di raccontare qual era lo spostamento principale che viene effettuato giornalmente, in media giornaliera, e qual era la destinazione. Il 47% ha come destinazione Udine Centro, il secondo, il 19% Commerce, il quartiere, il secondo, insomma, quartiere della città. Questa destinazione è abbastanza concentrata, poi c'è 7 che corrispondono fra le altre cose con le aree più densamente abitate, i 3 quartieri. Una maggiore concentrazione invece delle destinazioni è per i city user, che coincidono, guarda caso, con i poli attrattori dell'università, con i poli dei servizi. Una domanda complessa, cosa emerge? Una domanda complessa e differenziata, per esempio che le donne fanno più spostamenti concatenati rispetto agli uomini, a dimostrazione che comunque il carico delle donne di mantenere tutti i percorsi fanno più spostamenti e quindi hanno magari necessità di maggiore flessibilità. Scelte guidate da fattori concreti. Perché prendiamo l'auto? Perché prendiamo il TPL? Perché l'auto è più efficiente, è rapida, è flessibile, è conveniente, mi porta dappertutto, non rinuncio facilmente a questa comodità. Chi prende il TPL? Molto spesso sembrano gli sfigati, a parte una piccola fetta soddisfatta della propria scelta, che dicono sì, per me è efficiente perché evidentemente mi consente di arrivare a destinazione nel modo migliore. La maggior parte dice non ho alternative, lo faccio perché è la scelta economica. Quindi
Quali sono i meccanismi che deve mettere in moto la città per rendere più appetibile il TPL? E poi c'è la scelta di chi va a piedi, che ti dice perché è conveniente, e alcuni lo dicono per salute, scelte ambientali, quindi sembra quasi, come dire, una scelta di qualità. Queste informazioni ci consentono di poter capire come segmentare anche le risposte, se noi dobbiamo, perché uno degli obiettivi che ci invita a perseguire il Ministero è quello del cambio, della shift modale, ma se non conosciamo quali sono i meccanismi non riusciamo ad agire nella scelta modale. Alla fine ci riporta un'esperienza concreta anche del sistema. Abbiamo chiesto per come si hanno difficoltà nella sosta rispetto alla destinazione prevalente, e le risposte sono differenti dei city user rispetto ai residenti. È più disponibile il city user a pagare, a trovare un parcheggio vicino alla propria destinazione pagando, rispetto giustamente al residente che cerca naturalmente di risparmiare. Vado avanti, non voglio. Cosa chiedono i cittadini? Questa è una domanda che abbiamo fatto, era un po' guidata, perché avevamo chiesto tra gli interventi per ridurre la congestione del traffico quali sono gli interventi che ritieni prioritario, e loro hanno risposto dicendo sicurezza stradale, attraversamenti. Non chiedono maggiore capacità, quindi non si chiede maggiori strade, non è questo. Chiedono qualità, sicurezza stradale, riqualificazione, moderazione, zone 30, attenzione e qualità dello spazio pubblico e le aree pedonali. Però c'è anche una fetta di popolazione, il 15%, che dice io non voglio nessuna misura, per me mi va bene così, se fate qualsiasi intervento complicate ancora le cose e rendete più difficile il mio spostamento. Quindi a dimostrazione che c'è comunque una diversa visione. L'altro elemento importante è che i cittadini hanno risposto con 257 segnalazioni spontanee. Fra le altre cose questa domanda è stata posta, è stata possibile grazie all'intervento di una cittadina molto attenta che ci ha scritto io non posso dire la mia, quindi abbiamo modificato il questionario in corsa per poter consentire l'integrazione e una maggiore partecipazione. Ebbene, sono arrivate 257 segnalazioni molto precise, molto puntuali, alcune ricorrenti, che rappresentano una mappatura delle criticità. Sicuramente ritorna il tema del centro storico e l'ambito della ZTL, criticità nei principali assi e nodi di adduzione, quasi sempre legati alla sicurezza della ciclabilità, nei poliattrattori e lungo alcuni corridoi urbani. E questo è un documento che nel momento in cui sarà reso disponibile anche l'allegato dei cittadini troverete proprio la tabella completa con tutti questi interventi. Quali sono le condizioni per il cambiamento della mobilità? Sembra che le condizioni per il cambiamento sono già possibili, però ad alcune condizioni. Per esempio per l'interscambio viene chiesto che una navetta frequente e puntuale. Sono disposto a lasciare la macchina fuori se ho a disposizione il 71% una navetta frequente, se il parcheggio fosse gratuito a basso costo, se il costo del parcheggio includesse anche il biglietto della navetta o del bus. Qui trovate le risposte in qualche modo principali. Ciclabilità. Invece qui ho rappresentato le barriere, quelle che impediscono in qualche modo l'utilizzo maggiore dell'uso della bici, traffico intenso e pericoloso, mancanza di piste o percorsi ciclabili sicuri. È stato molto spesso messo in evidenza la necessità di percorsi separati, non solo tra ciclabili e auto, anche tra ciclisti e pedoni, che viene visto come un elemento di conflitto. Alcuni sono impossibili da risolvere, condizioni meteo e smog sono degli elementi che sicuramente, condizioni che impediscono l'utilizzo in qualche modo delle ciclabili. Vado avanti. Come si è conclusa questa analisi? Allora, questi sono solo gli elementi di sintesi interpretativi del funzionamento della città. Ricordo che gli elementi di dettaglio sono disponibili e già pubblicati, cioè saranno pubblicati a breve, che una presentazione ancora più tecnica è stata fatta alla Commissione il
26 e rappresenta molti più numeri e molto più dettaglio. Qui si voleva lasciare anche spazio al dibattito. Quali sono i punti di domanda di mobilità Red SWOT? Cioè, la struttura urbana consente molti spostamenti brevi e medi, quindi è un punto di forza. L'uso dell'auto è ancora molto forte, soprattutto negli spostamenti sia anche urbani e bisogni di mobilità non omogenei tra quartieri. C'è quindi una disponibilità comunque al cambiamento che bisogna cogliere, un'opportunità che in qualche modo è la tenuta della popolazione e allo stesso tempo una minaccia legata al fatto che comunque c'è una evoluzione demografica legata all'invecchiamento della popolazione che non riguarda Udine soltanto, ma riguarda l'intero Paese nei prossimi anni. La struttura ha una buona maglia viaria con dei punti riconoscibili, però l'uso improprio anche dell'auto e della sosta porta sicuramente a sottrarre spazio ad altre funzioni e altri soggetti e altri utenti. E questo ciclibilità è una rete densa ma frammentata e quindi su questo bisognerà intervenire. Il quadro regionale per le opportunità è favorevole allo sviluppo di reti ciclabili continue e integrate e il ruolo di Udine che diventa un nodo ciclabile con potenziale anche turistico, perché qui non ho riportato i dati ma c'è una lettura anche sulle potenzialità turistiche della città a cui deve anche saper guardare il sistema della mobilità. E infine il punto di forza non è ancora leva regolatrice del sistema della mobilità della città e su questo bisognerà comunque intervenire perché ci sono dei punti di sicuramente una dotazione di sosta ampia sia su strada sia in struttura, che lo dimostra il fatto che nella notte non c'è saturazione, quindi i residenti riescono a parcheggiare, però l'uso improprio in qualche modo non consente una rotazione, non consente quindi un'accessibilità a tutti del sistema della città. E infine tra i punti da analizzati anche lo sharing mobility che viene visto come un punto, soprattutto il bike sharing più del car sharing, perché il car sharing è un sistema un po' che soffre un po' di criticità anche a livello nazionale e soprattutto nelle città medie e piccole, però il bike sharing può rappresentare un punto di potenzialità soprattutto nelle stagioni meteo favorevoli, diciamo. Ma il cambiamento climatico mi sembra che stia favorendo Udine, contrariamente al resto del Paese, e quindi questo può essere uno scenario, un trend positivo. Infine io vi lascio questo scan, questo QR code che vi porta direttamente alla pagina, che poi per poter recuperare anche gli altri documenti. Ok, non so se sono sforato. Grazie. Bene, grazie. È stato fatto un quadro molto ampio, sebbene molto sintetico, del grande lavoro anche di ricerca, di analisi, di raccolta di dati, e questo anche ci ricorda che è sempre importante partire da delle informazioni oggettive, anche se a volte complesse, per riuscire poi ad arrivare a strategie. E quindi le strategie prevedono anche la partecipazione, quindi ora passiamo la parola a Carlo Carminucci che ci parlerà del processo partecipativo, lo troviamo online. Grazie a tutti, buon pomeriggio, mi dispiace non poter essere oggi presente lì, ma insomma mi sembra che anche come ISFORT l'ingegnere Angela Chindemi ci abbia rappresentati con molta efficacia e la ringrazio. Il mio compito è raccontarvi il percorso partecipativo di questa prima fase di elaborazione del PUMS e anche del PGTU. Sarò breve anche perché alcuni punti, snodi fondamentali sono stati ricordati in apertura soprattutto dall'assessore Marchiolla. Allora cerco di condividere lo schermo, spero che la presentazione, eccola qui, mi date un cenno che si vede? Si vede bene? Sì, si vede. E sentite bene la mia voce? Posso andare per questi 10 minuti.
Dunque, intanto questo è per memoria. Ricordiamo che dentro le linee guida della redazione dei PUMS del Ministero, insomma questo schema l'avete già visto prima, ci sono due punti fondamentali in cui viene richiamata la centralità dei processi partecipativi, e questo sia nella fase in cui viene elaborato il quadro conoscitivo e si devono definire obiettivi e strategie, ed è quella in cui ci troviamo in questo momento, sia nella fase successiva in cui invece si costruiscono gli interventi del piano, si elabora il cosiddetto scenario di piano. Quindi questo per dire che la partecipazione non è un orpello, non è un'invenzione dell'amministrazione comunale di Udine, che crede molto ovviamente in questo strumento, ma fa parte di un percorso codificato e ha una dignità diciamo che è sostanzialmente allo stesso livello sia degli indirizzi strategici di tipo politico che dall'amministrazione, i fondamentali per la redazione del piano, sia del lavoro dei tecnici che poi devono mettere insieme un po' tutti gli elementi per poter elaborare delle azioni e delle misure che siano credibili e siano anche fattibili. Quindi come dire, accettare un percorso partecipativo significa accettare anche il fatto che quello che poi dicono i soggetti del territorio, i portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder, e quello che dicono i cittadini all'interno del percorso definito poi deve contribuire e deve modificare le modalità con cui si fa il piano stesso. Qui vedete il nostro piano di lavoro relativo alla partecipazione e dove stiamo, sulla colonna a destra in verde le cose che abbiamo fatto, in giallo quelle che restano da fare. È stato fatto un avviso pubblico per l'individuazione degli stakeholder lo scorso anno, è stato fatto un convegno di presentazione del PUMS e del PGTU, del percorso di redazione ovviamente, non dei risultati evidentemente, il 29 ottobre dello scorso anno. È stata lanciata l'indagine online e raccolti i risultati, come ci ha raccontato Angela Chindemi, ed è stato fatto, lo ricordava l'assessore, questo primo ciclo di incontri con gli stakeholder, dove il focus era principalmente una discussione sui primi risultati che sono emersi dal quadro conoscitivo e la definizione degli obiettivi dei due piani del PUMS e del PGTU. Allora, questo è il punto su cui adesso vi faccio vedere quali sono sostanzialmente gli esiti. Quindi l'ascolto e il dialogo è la parte centrale del nostro percorso. C'è una restituzione dei risultati di cui oggi siamo 2 aprile del 2026, un momento significativo perché insomma avrete anche qui la possibilità di fare le vostre valutazioni e quindi anche come singoli cittadini di contribuire, diciamo, alle valutazioni che si stanno facendo, alle idee che vengono messe in campo. Parliamo con qualche dettaglio in più di questo primo ciclo di incontro con gli stakeholder, una settantina complessiva di soggetti coinvolti, sono tanti anche da altre esperienze che abbiamo fatto in questo senso, con un'articolazione, abbiamo detto, su 5 incontri tenuti fra dicembre e gennaio, dicembre dello scorso anno, gennaio ovviamente dell'anno in corso, in cui 2 tavoli sono stati dedicati agli stakeholder in senso stretto, quindi quel mondo delle associazioni diciamo di rappresentanza imprenditoriale, di rappresentanza ambientale, degli ordini, dei professionisti, dei sindacati, eccetera, no? Che costellano un po' le nostre comunità, sono la ricchezza delle nostre comunità e hanno specifici interessi legati appunto ai temi della mobilità. Un tavolo dedicato invece agli soggetti istituzionali, in particolare ai comuni dell'area vasta, con 11 soggetti che hanno partecipato, 15 istituti scolastici hanno partecipato al tavolo dedicato agli istituti scolastici e 11
mobility manager aziendali al tavolo per i mobility manager aziendali. Insomma, quindi è stato un bel ciclo di incontri molto ricco, incontri che sono durati mediamente 2 ore e mezza, seppure fatti online, abbiamo raccolto tantissime indicazioni. Qual è il contributo che ha modificato un po' o arricchito più che modificato la nostra visione? La vediamo soprattutto in quella che possiamo chiamare la rimodulazione degli obiettivi del PUMS. Ora, il PUMS, gli obiettivi di un piano urbano della mobilità sostenibile sono definiti da uno schema di obiettivi minimi obbligatori delle linee guida ministeriali. Sono complessivamente 17 obiettivi. Qui vedete quelli delle prime 2 categorie, cioè efficienza ed efficacia del sistema di mobilità con 6 obiettivi, sostenibilità energetica ed ambientale con altri 3 obiettivi. Il percorso partecipativo ha consentito di, ovviamente questi 17 obiettivi ci devono stare, però si possono ampliare e poi soprattutto si possono arricchire, integrare e calibrare sulla base delle specificità del territorio, delle specificità locali, per cui il risultato che vedete nella scrittura in rosso è esattamente questa, cioè ad esito, diciamo, del ciclo di incontri che abbiamo fatto abbiamo aggiunto 2 obiettivi sulla prima macrodimensione, quella dell'efficacia ed efficienza del sistema di mobilità. Un obiettivo riguarda il potenziamento della rete dei servizi del trasporto pubblico locale, guardando in particolare ai collegamenti con le aree periferiche della città di Udine e con l'area vasta allargata, valorizzando di più soprattutto i nodi di attestamento e i parcheggi scambiatori, no? Per favorire questa leva dell'intermodalità che anche prima è stata ricordata. Un secondo obiettivo, se ne è parlato anche qui abbastanza a lungo, è quello della ciclabilità, non perché a Udine non ci siano piste ciclabili, anzi gli indicatori ci dicono che la dotazione media della città è più alta sicuramente della media nazionale, ma anche di altri tanti capoluoghi del nord paragonabili. Ma le piste ciclabili di Udine devono essere riqualificate, devono essere integrate, devono essere migliorate nella sicurezza degli attraversamenti, devono essere mantenuti e riqualificati meglio i sedili e deve essere data anche una maggiore visibilità e comunicazione. Diversi interlocutori ci hanno detto che la pista ciclabile a volte c'è ma non si sa che c'è, insomma, ma banalmente perché, diciamo, tra virgolette, non è scritta, non è comunicata da nessuna parte. Quindi ci sembravano che questi 2 obiettivi debbano arricchire il quadro degli altri che vedete, che a loro volta sono stati scritti meglio pensando alla realtà locale di Udine, no? Per cui la dizione molto generica, miglioramento del TPL, che cosa significa nella specificità di Udine? Significa diverse cose, no? Soprattutto una maggiore modularità degli orari e della copertura nel corso della giornata dei servizi di TPL per intercettare segmenti di domanda di mobilità diversi che non siano solo quelli del pendolarismo tradizionale. Qui c'è un tema che è emerso con grandissima forza, soprattutto dal mondo scolastico, che sta portando, diciamo, l'organizzazione delle giornate scolastiche da 6 giorni ai 5 giorni. Per fare questo però ci sono prolungamenti degli orari nei 5 giorni dal lunedì al venerdì. Questo si sta in parte facendo, si dovrà fare, ma non è compatibile questo allungamento con servizi del trasporto pubblico che finiscono nella prima ora del pomeriggio e che sono pensati solamente per il vecchio orario. Ecco, quindi, e su questo tema c'è la possibilità, faccio solo questi esempi, ma insomma diverse modifiche le abbiamo fatte anche un po' sugli altri obiettivi. Su questo tema si attivano subito magari dei tavoli di lavoro e di confronto con l'azienda, con la regione Friuli Venezia Giulia, a cui compete, diciamo, la pianificazione dei servizi del trasporto pubblico locale, e con l'azienda del trasporto pubblico locale di Udine. Cito solo un altro macro obiettivo che è stato integrato: il miglioramento dell'accessibilità di persone e merci, e nel caso di Udine l'attenzione deve essere posta proprio su
una migliore distribuzione della logistica urbana delle merci nel centro storico, proprio come elemento di contrasto dell'esodo delle attività commerciali, no, del centro storico, e questo, come sappiamo, è un problema anche di livello nazionale, non solo di Udine. E così via per gli altri obiettivi. Nelle altre due macrodimensioni, sicurezza della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica, anche qui c'è stato non obiettivi in più, ma modifica di alcuni obiettivi. La sicurezza stradale è un tema emerso con grande forza nei tavoli degli stakeholder, confermando peraltro quanto c'è stato detto dall'indagine diretta con i cittadini, per cui l'obiettivo generale, diciamo generico, della riduzione dell'incidentalità stradale è stato discusso anche proprio con specifiche territoriali urbanistiche legate ad esempio all'accesso ai poli scolastici. Pensiamo anche all'importanza, ad esempio in questo senso, delle strade scolastiche e in generale di una migliore messa in sicurezza di alcuni nodi critici di attraversamento, ma anche ad esempio rispetto alle rotatorie eccetera, che anche in una maggiore promiscuità di passaggi, ad esempio tra traffico veicolare, traffico ciclabile eccetera, necessita di una maggiore attenzione messa in sicurezza. Abbiamo poi chiesto sulle 5 macro dimensioni della sostenibilità, che abbiamo visto prima, ne abbiamo viste 4, qui ne abbiamo aggiunta uno che ci sembrava importante, che è la sostenibilità istituzionale e della governance. Abbiamo chiesto quali sono le più importanti, non mettendole in alternativa una all'altra, ma dando dei punteggi da 1 a 10 a ciascuna dimensione. Questo è un lavoro che abbiamo fatto con gli stakeholder. Ovviamente i punteggi sono altissimi per tutti, ma è inevitabile perché tutte queste tematiche sono importanti, però la dimensione dell'efficacia ed efficienza del sistema di mobilità, quindi tutti i temi legati al riequilibrio modale in particolare, e allo sviluppo e al potenziamento del trasporto pubblico, della ciclabilità eccetera, viene percepito come prioritario insieme alla sicurezza della mobilità stradale, con un punteggio leggermente superiore a quello delle altre macro dimensioni, come avete visto. Vado a chiudere. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono adesso ce lo racconterà poi Ivan nella prossima relazione. Si sta intensamente lavorando per costruire lo scenario di piano, quindi le misure da inserire nel PUMS e nel PGTU in dettaglio, e quindi nei mesi, probabilmente nel mese di giugno, perché insomma diciamo tra fine maggio e giugno, diciamo più giugno, alla fine di questo percorso di elaborazione i risultati verranno discussi in un nuovo ciclo di incontri con gli stakeholder. Parallelamente vorremmo fare un evento di urbanistica tattica, soprattutto sulle strade scolastiche, anche questo da fare tra maggio e giugno, e poi ci sarà ovviamente la presentazione finale dei lavori, che verrà fatta a novembre-dicembre, che è un po' il programma di approvazione finale del PUMS stesso. Ricordo infine, già l'ha detto l'assessore Marchiol, ma lo voglio ribadire, il processo partecipativo non è un processo che vive, per come l'abbiamo concepito, solo di eventi puntuali, che sono gli incontri con la cittadinanza, gli incontri con gli stakeholder, l'indagine online eccetera, ma è un processo continuo per cui ci sono canali di comunicazione continua sempre aperti, che siano canali più istituzionali, lo spazio web sul sito del comune dedicato al PUMS, che prima veniva ricordato, oppure la mail dedicata pianimobilità@comune.udine.it, sia di tipo informale ovviamente con la rete degli strumenti dei social network, diciamo così. Tutti questi strumenti sono utili per raccogliere in maniera continuativa domande, osservazioni, valutazioni, rispetto ai quali verranno assicurati dei feedback adeguati. Bene, grazie per l'attenzione, ovviamente poi se ci sono domande, osservazioni, resto collegato e a disposizione. Grazie.
Grazie Carlo Carminucci e grazie per questa esposizione del percorso partecipativo che ha previsto diverse fasi e che evidentemente insomma, è molto intenso anche dal punto di vista dei feedback che sono arrivati. E sicuramente questo dà anche l'idea di quanto valore aggiunto c'è nel poter confrontarsi anche con i cittadini e con tutti gli stakeholder, quindi tutti i portatori di interesse che vengono coinvolti. E quindi passiamo la parola all'ultimo intervento relativo alle strategie che quindi sono state definite e si definiranno grazie a questo percorso e quindi passo la parola a Ivan Uccelli. Grazie a tutti. Buonasera anche da parte mia. Arriviamo, come dire, alla conclusione delle nostre presentazioni di oggi, di questo pomeriggio, con la presentazione appunto di quelle che sono le strategie che sono state definite e che guideranno la creazione, la formazione del piano, degli scenari di piano e infine il piano. Non mi soffermo su questa slide che riprende i macro obiettivi ministeriali che sono in parte già stati commentati dall'intervento precedente al mio, tuttavia mi interessava ribadire con questa slide che i macro obiettivi ministeriali e la possibilità che questi vengano adattati sartorialmente, mi verrebbe da dire, sul contesto udinese è uno degli ingredienti che ci hanno permesso di costruire, definire le strategie del piano. Il secondo di questi ingredienti, dopo gli obiettivi, riguarda quelli che chiamiamo target. Il PUMS infatti deve confrontarsi con una serie di target, e con target intendo dire proprio dei valori numerici minimi che dipendono in toto o in parte proprio dal sistema della mobilità. E noi abbiamo messo in fila questi target minimi che provengono da vari strumenti a livello comunitario, per esempio la direttiva 2008-50 sulle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera, programma Fit for 55, dall'ambito nazionale citiamo il piano nazionale della sicurezza stradale, il piano generale della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e in ambito regionale citiamo la legge regionale FVG Green e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Tutti questi strumenti hanno al loro interno delle indicazioni molto puntuali e cogenti. Significa che devono essere non solo tenute in considerazione quando si realizzano, come nel nostro caso, dei piani di mobilità, ma che il piano della mobilità in qualche modo contribuisca al raggiungimento di questi target. Per ciascuno degli obiettivi rilevanti che vedevamo prima è stato associato un valore target normativo. Capisco che questa cosa possa essere poco interessante, diciamo così, da seguire, ma quello che mi preme dire è che ribadire che appunto qui si vedono dei numeri, dei valori a cui il PUMS di Udine dovrà fare riferimento. E senza entrare nello specifico in ciascuno di questi valori target, ci si può soffermare sul tema del riequilibrio modale della mobilità, quindi migliorare la quota modale degli spostamenti sia passeggeri che su merci, per esempio su modi sostenibili o sul trasporto pubblico o su rete ferroviaria,
significa anche ridurre le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti, o come stabilisce peraltro una legge regionale, azzerare e quindi ridurre fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 e quindi di gas serra entro il 2045 in Friuli Venezia Giulia. Andando avanti, un altro macro tema è quello legato alla riduzione dei tassi di mortalità e lesività degli incidenti stradali, che come abbiamo visto peraltro non si stanno riducendo, e quindi il PUMS dovrà fare uno sforzo ulteriore per riuscire a raggiungere questi obiettivi. E come dicevo, questi sono target minimi che il piano dovrà per forza considerare e avere al suo interno. I target minimi ovviamente saranno poi integrati con la definizione, quindi notate qui il parallelismo che abbiamo fatto anche con gli obiettivi, con la definizione di alcuni target specifici che sono relativi proprio al contesto udinese e sono relativi alle strategie e alle future azioni che saranno messe in campo grazie al PUMS di Udine, e queste saranno riferite per esempio a la ripartizione modale di spostamenti, i livelli di congestione, l'accessibilità e la capillarità del trasporto pubblico, i tassi di motorizzazione, quindi il numero di auto che ognuno di noi possiede, offerta, quindi la possibilità di poter disporre di un'offerta sufficiente di mobilità sostenibile e via discorrendo. Quindi questi due ingredienti, che evidentemente dipendono anche da tutta la lettura critica del quadro conoscitivo che abbiamo fatto nella prima fase della redazione del PUMS e dal processo partecipativo, hanno permesso di definire le strategie del PUMS. In particolare, sono qui enunciate in modo redazionale per essere semplice e di immediata comprensione, che però sostanzieranno la scelta delle modalità di intervento che in questa fase di pianificazione, quindi la fase propositiva, quello che noi chiamiamo la fase in cui verranno effettivamente definite quali saranno gli interventi, le misure, le azioni del PUMS, faranno riferimento. La prima di queste riguarda la possibilità, non solo la possibilità, direi l'obbligo del PUMS di integrare quelle che sono le considerazioni di tipo trasportistico della mobilità con le sfere che riguardano l'urbanistica, il territorio e l'ambiente, e questo deve essere fatto sia alla scala urbana, perché il PUMS è il PUMS del Comune di Udine, sarà il PUMS del Comune di Udine, sia di area vasta, perché come abbiamo visto e come sappiamo la mobilità non si ferma ai confini comunali. La seconda strategia riguarda la possibilità di pianificare la mobilità attraverso vari orizzonti temporali. Il PUMS, come si diceva in apertura, è un piano strategico, significa che ragiona sul lungo periodo. Il nostro lungo periodo è il decennio, il prossimo decennio, diciamo così da qui al 2036. E quindi il PUMS metterà in campo, definirà una serie di azioni che dovranno essere messe in campo nel prossimo decennio. Queste azioni saranno di portata più ampia, che probabilmente richiederanno più tempo per essere realizzate, ma saranno definite anche azioni che riguardano invece degli orizzonti temporali più brevi, medio periodo o addirittura breve periodo, e questo fa il paio evidentemente con anche l'oggetto del secondo strumento di pianificazione che stiamo sviluppando, che è il PGTU, che appunto è un piano più operativo. Terzo punto, che entra un po' più, nel merito delle questioni trasportistiche, riguarda la necessità di rafforzare il sistema della mobilità collettiva, l'intermodalità e la multimodalità.
Significa in buona sostanza partire dal presupposto che il sistema della mobilità è un sistema chiaramente complesso, ma una dell'ossatura, un elemento che ne compone l'ossatura è quella della mobilità collettiva, in buona sostanza trasporto pubblico e trasporto ferroviario. Questo evidentemente può portare a cambiare la famosa ripartizione modale, cioè fare in modo che si utilizzi sempre meno l'auto e si utilizzi sempre di più la modalità collettiva, in questo caso e sostenibile più in generale. E questo si fa sia integrando, aumentando l'offerta, linee, frequenze, orari del trasporto pubblico, sia facendo rete, quindi mettendo a rete i sistemi di trasporto pubblico esistenti, quindi l'intermodalità, sia anche pensare che ogni cittadino possa essere in qualche modo multimodale. La multimodalità significa che ogni cittadino può fare delle scelte consapevoli e decidere di volta in volta, a seconda delle situazioni, di utilizzare il trasporto pubblico, di utilizzare la propria auto, di utilizzare una bicicletta in sharing, senza forzarlo, ma evidentemente dandogli la possibilità di fare di essere partecipe della multimodalità. Quarta strategia riguarda la possibilità di favorire lo shift modale, quindi di nuovo una nuova ripartizione modale verso la mobilità attiva. Con mobilità attiva intendiamo dire mobilità pedonale e mobilità ciclistica. Alcuni la chiamano, ma anche noi, mobilità dolce. In buona sostanza quello che ci consente di fatto di andare dalla porta di casa al nostro mezzo di trasporto e poi dal nostro mezzo di trasporto fino all'ingresso della nostra destinazione. Questa è una parte, evidentemente, della mobilità attiva, ma la mobilità attiva è compiere anche tutto lo spostamento con, per esempio, la bicicletta, ma anche a piedi. Nel nostro paese si cammina molto poco, per molto poco tempo rispetto a quello che succede per esempio in altri paesi. E quindi per arrivare a questa strategia, diciamo così, sarà necessario mettere in campo un potenziamento delle reti ciclabile e pedonale. Quinta strategia riguarda la riduzione della dipendenza dell'auto privata. Come abbiamo visto dai dati, a Udine ci sono circa 700 auto ogni 1000 abitanti e peraltro questa statistica progredisce in senso negativo, nel senso che di anno in anno, negli ultimi 15 anni, ma anche prima, le auto in circolazione, comunque il possesso delle auto, è sempre più elevato di anno in anno. Tutto ciò nonostante quello che ormai ci diciamo da molto tempo, che forse bisogna cercare di ridurre il possesso delle auto. E queste auto evidentemente sono possedute, vengono utilizzate e sostano, e ovviamente questo provoca anche problemi per quanto riguarda il sistema della sosta. Tutto ciò anche tenendo conto del fatto che Udine è una città di medie dimensioni, diciamo così, ma abbiamo visto che il suo territorio urbanizzato non è molto vasto e soprattutto sappiamo che la maggior parte degli spostamenti avvengono entro i 2 chilometri dalla partenza dello spostamento. 2 chilometri si possono fare in 10 minuti, forse meno, in bicicletta e in 20 minuti a piedi, quindi capisco che 20 minuti contro 3 dell'auto può essere uno svantaggio, ma comunque c'è margine per poter migliorare. Sesta strategia riguarda la riqualificazione dello spazio pubblico, non una riqualificazione,
una riqualificazione che lo rende inclusivo, in modo tale che dia la possibilità a tutti di poter utilizzare, di poter usufruire dello spazio pubblico. Le strade sono spazio pubblico, non solo i marciapiedi, voglio dire, anche le carreggiate stradali, ma ipotizziamo che solo i marciapiedi e le piste ciclabili, le piazze lo siano. Questi spazi devono essere curati, devono essere progettati affinché possano essere una risorsa per la città e per i cittadini. Settima strategia riguarda quello che è emerso più volte anche nel corso del processo di partecipazione che finora abbiamo messo in campo, e riguarda la sicurezza stradale. È necessario che ci si ponga l'obiettivo di azzerare quantomeno i morti e i feriti gravi sulle strade e di ridurre significativamente il numero dei feriti non gravi. Anche questo obiettivo è molto sfidante, perché, come vedevamo e come dicevo prima, le statistiche dicono che gli incidenti purtroppo sono in crescita, gli incidenti con feriti, e anche i morti non sono in calo. Ottavo punto riguarda la logistica urbana. Il tema della logistica è un tema, come dire, che ha preso sempre più forza negli ultimi anni. E non sto qui a spiegarvi il perché, ma evidentemente questa tematica deve essere regolata al pari di tutte le altre componenti della mobilità, e quindi in questo senso il PUMS cosa può fare? Può cercare di ridurre gli impatti dell'ultimo miglio, cioè la distribuzione locale delle merci. Nona strategia riguarda la contribuzione del sistema della mobilità alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, quindi di fatto ridurre l'impronta climatica del sistema dei trasporti. A Udine sappiamo da statistiche ARPA Friuli Venezia Giulia che oltre il 40% delle emissioni di CO2 avviene dal sistema dei trasporti, quindi c'è un 50% che arriva da riscaldamento domestico e cose assimilabili, e il 40% avviene dal settore dei trasporti, in buona sostanza dai tubi di scappamento dei nostri veicoli. La decima e ultima strategia riguarda invece, una visione un po' più tecnologica e futuristica, in cui la mobilità sarà sempre più digitalizzata e forse sperabilmente sempre più automatizzata, e questo ovviamente il piano, ragionando sui 10 anni, quindi con un orizzonte temporale molto, molto lungo, dovrà dire la sua. Chiudo con le ultime due slide e riguardano i criteri per la costruzione degli scenari. A partire dalle strategie che abbiamo individuato, inizia adesso la fase di costruzione di quelli che noi chiamiamo scenari che sono un insieme di interventi tra loro coerenti e che possono operare in modo sinergico, perché evidentemente un intervento da solo non cambia, non fa cambiare niente, non fa evolvere il sistema della mobilità. Gli interventi devono essere pianificati e realizzati in modo sinergico e coerente affinché possano dare risultati sensibili. La costruzione degli scenari del piano, e quindi della definizione degli interventi del piano, terrà conto, come abbiamo già detto, del quadro conoscitivo, del processo di partecipazione, sia della prima fase che abbiamo già fatto, sia della seconda fase, perché, come ricordava nell'intervento precedente Carminucci, noi faremo ulteriori incontri di partecipazione, e questa volta con in mano delle prime modalità di intervento, quindi delle prime bozze di scenario. Dello scenario evolutivo di medio e lungo periodo del contesto udinese, questo perché, come è facile capire, Udine
non è un'isola in mezzo al mare, ma ovviamente si deve interfacciare con sistemi diversi, non solo della mobilità, e anche contesti di pianificazione diversi. Delle strategie che ho appena enunciato, delle migliori pratiche. Noi siamo tecnici della mobilità e come dire, abbiamo, senza come dire, essere presuntuosi, voglio dire, ma possiamo accedere e abbiamo conoscenza su quelle che sono le migliori pratiche, le buone pratiche che vengono attivate in ambiti sia nazionale che europeo, e che possono essere concretizzate e realizzate anche a Udine. E infine la dimensione temporale del piano, che, come ho detto prima, riguarderà il breve periodo, il medio periodo e appunto azioni di lungo termine che traguarderanno il decennio. Gli scenari saranno più di uno, infatti ho sempre parlato di scenari al plurale. Perché questo? Perché nel processo di redazione del piano, del PUMS, molta enfasi è posta anche sulla valutazione degli effetti degli scenari, cioè avendo stabilito una serie di obiettivi, avendo stabilito, ma anche essendoci stati imposti, se vogliamo vederla così, una serie di obiettivi, questi scenari devono numericamente poter rispondere quantitativamente a questi obiettivi, a questi target. E per fare ciò stiamo sviluppando, parallelamente alla fase di costruzione e redazione del piano, anche uno strumento di simulazione modellistica dei trasporti, che permetterà di stimare i potenziali impatti degli scenari di piano all'orizzonte temporale futuro, quindi da qui a 10 anni. E la valutazione tra i vari scenari sarà fatta in modo comparativo, cioè sarà individuato quello che sarà lo scenario che meglio conseguirà i risultati e gli obiettivi e i target che ci siamo detti. Questo farà parte della valutazione tecnico-trasportistica del piano, alla quale si affianca, come già peraltro anticipato, da una valutazione ambientale strategica che è normata a livello, diciamo così, nazionale, ma in particolare regionale, e prevede la necessità di integrare considerazioni di tipo ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo. Chiaramente il PUMS è un piano e quindi anche il PUMS verrà valutato dal punto di vista della sostenibilità ambientale. L'esito di queste valutazioni permetterà di selezionare uno solo degli scenari del piano, e che sarà definito lo scenario del PUMS, e che sarà lo scenario che, come dicevo, sarà maggiormente in grado di traguardare gli obiettivi di sostenibilità tecnica e ambientale che ci siamo detti. E con questo ho concluso, grazie molte a tutti. Bene, grazie anche per questo intervento che ci ha dato così l'idea delle varie fasi anche future. Certo che pensare da qua a 10 anni non è banale, visto quello che succede, no, intorno a noi, anche molto velocemente, però questo ci dà l'idea di quanto è importante anche fare scelte strategiche solide, ragionate, pensate, in modo tale che effettivamente poi si possa pianificare in tempi lunghi in modo da dare beneficio a tutti. E proprio per dare beneficio a tutti abbiamo ribadito più volte che c'è partecipazione, e quindi siamo perfettamente nei tempi ed è il momento quindi di dare spazio al pubblico, a chi è presente, chi volesse eventualmente fare delle domande o dare dei contributi. Ricordo delle cose importanti, che siamo c'è una diretta streaming, quindi
Arrivo. Adesso solo una nota tecnica logistica, siamo in diretta streaming, quindi è importante che anche chi ascolta da casa vi possa sentire, quindi aspettate che arrivi il microfono e insomma, se volete presentarvi, almeno dire se rappresentate qualcuno, insomma, in modo tale anche che possiamo un po' anche così poi tenere traccia. Niente, abbiamo già 2 interventi. Il microfono? Sì, qua. Buongiorno, mi presento, mi chiamo Del Torre Daniele, sono cittadino di Udine e faccio parte della 6ª circoscrizione. Sì. Abito in un quartiere in cui sono state fatte ciclabili un po' non come le presentate voi. Mi spiego subito. In via San Paolo è una prosecuzione della statale e arriva su da Muzzana ed è la 3ª via per il traffico e soprattutto la prima in entrata per le bici. Dunque si doveva potenziare questo. Avete fatto una ciclabile al contrario, levando i posteggi, mettendoli al centro della areggiata, bloccando il traffico e la mattina, io abito lì, respiro inquinamento, che è di fumi, di rumori e quant'altro. Pericoloso nell'uscire nelle strade laterali. Io da subito abbiamo fatto un comitato spontaneo, 600 firme presentate in comune, probabilmente cestinate. Poi abbiamo continuato la protesta tramite il comitato di quartiere, presentando proprio un fascicolo con tutte le criticità che sono state fatte nel quartiere. Non so, un esempio a caso. Via Pozzolo c'è una ciclabile che entra nello scolo delle acque, non ho capito come mai, o se no i dossi più alti della norma, anche perché quella strada lì passano tutti gli autobus, i pompieri, le ambulanze. Quando si blocca diventa un po' pericoloso anche per i pompieri, se hanno la luce accesa o la sirena rimangono bloccati. A me, in caso di un incidente, è successo, ho dovuto andare io a deviare il traffico sotto la mia responsabilità, insomma li ho fatti deviare perché nessuno passava bene lì. Allora vorrei capire quali sono i criteri. Abbiamo avvisato, detto, fatto, però inascoltati. Anzi, hanno allungato dicendo e faranno una ciclabile in via Lumignacco di 3 metri, non so se avete presente via Lumignacco, non so come sarà fatta, ma bici alla mano, ci sono delle ciclabili già fatte e si possono percorrere per andare fino alla Serpao, le sto facendo io. Premetto, sono a favore delle ciclabili, ho la bicicletta anch'io e ne faccio parecchie. Per la sicurezza è semplice, il vigile di quartiere. Il vigile di quartiere vigila il traffico, se è coi velos crea un po' di paura all'automobilista, se io so il vigile lì rallento. Se avete presente in Austria non corrono, quando arrivano all'ingresso del paese inchiodano, vanno via 50, finito, accelerano. Da noi non succede così. Perché dobbiamo fare dei dossi per rompere le macchine e scassare la sirena? Non ha senso. Bisogna avere vigili, investire nei vigili, nelle telecamere, negli autovelos. Uno quando prende la multa sta un po' attento a correre, o no? Perché a parte i soldi, leva la patente se va al di sopra. Mettere i 30 all'ora. Che senso ha? Provi ad andare lei in macchina a 30 all'ora, provi a vedere, o le macchine di adesso, in 2 secondi sei già fermo. Bisogna creare anche magari l'idea all'automobilista e bisogna rispettare il codice. Certo. Se uno va a 50 all'ora,
io penso ci siano meno incidenti. Bene, grazie, ha dato un sacco di spunti. Sì, diamo la parola all'assessore. No, allora mi permetto di dare una risposta abbastanza breve su questo. Noi oggi siamo qui per parlare del PUMS e di come occorre intervenire su tutto il contesto urbano per migliorare la città. Questo argomento specifico, e il signor Del Torre lo sa benissimo, e qui c'è anche il Presidente del Consiglio di quartiere e lo sa benissimo anche lui, è stato più volte sviscerato in quella sede, spiegato in tutte le maniere, e non più tardi di mezz'ora fa ci siamo detti col Presidente del Consiglio di quartiere, come è già stato peraltro anticipato sempre nel Consiglio di quartiere tutti presenti, che verrà ulteriormente spiegato la ciclabile esattamente di via Lumignacco, che come è stato detto serve a completare uno schema di ciclabilità che per funzionare deve avere una sua compiutezza. Quindi ulteriori approfondimenti e spiegazioni su questo tema, nonostante siano state date decine di volte, saranno sicuramente date, ma non è oggi questa la sede e il momento per questo tipo di approfondimento. Mi permetto solo un ultimo commento su questo, perché quando si è parlato dei dossi, cosa servono, cosa non servono o altro, sono degli elementi infrastrutturali che servono esattamente a far rispettare quelle regole che, se venissero rispettate senza questi strumenti, saremmo tutti più felici, ci sarebbero meno incidenti e meno morti, meno risorse pubbliche spese, ma bisogna fare sempre i conti con la dimensione della realtà. Visto che nei fatti non è così, ma non perché lo dice l'assessore Marchiol o l'ingegnere, ma perché i numeri lo dicono, quelli che abbiamo visto prima. Abbiamo un quadro di incidentalità diffusissimo su tutte le strade, ogni anno in questa città muoiono le persone e nei grandi numeri noi tutti, tutto il comparto tecnico, sappiamo come si possono diminuire questi numeri. Il rischio non è mai azzerabile, però sappiamo che con interventi di moderazione del traffico, diminuzione della velocità, dare la libera scelta e possibilità alle persone di potersi muovere in tutti i modi, che oggi spesse volte non c'è, perché non hai la possibilità di poter scegliere come muoverti, se non buttandoti nel rischio. Queste sono le modalità con cui sappiamo che si possono diminuire, con l'obiettivo di azzerare. Ci sono molte città che anche per oltre un decennio, un ventennio, hanno visto 0 morti sulle strade, perché si applicano questi sistemi. Ecco, se però vogliamo girare il capo dall'altra parte, i morti, i feriti e la non libertà delle persone di poter scegliersi come muoversi rimarrà sul campo, come la non libertà di tante fasce di cittadini, che sia il bambino, che sia l'anziano, di potersi muovere in sicurezza. Ecco, noi, ente pubblico, e questa amministrazione sicuramente vuole preservare e implementare la libertà, la sicurezza e il diritto di tutti di muoversi in qualunque modo sulla città di Udine. Questo significa rispettarsi l'un l'altro e rispettare le regole, e lo si fa, la libertà non può trasformarsi in prevaricazione sugli altri. Ecco, quindi questo è un tema. Su questo argomento specifico sono ovviamente, su quello della ciclabile intendo, di San Paolo e via Lumignacco, sono sempre disponibile, come sono sempre stato e sempre lo sarò, per ogni ulteriore approfondimento puntuale, e ci vediamo probabilmente verso maggio in Consiglio di quartiere con il progetto esecutivo di via Lumignacco. Mi fermo qua. Bene, grazie. Un attimo, c'era un altro intervento, una manina alzata già da prima. Prego. Buonasera, io sono Luigino De Clara, abito anch'io nella 6ª circoscrizione e a suo tempo ho collaborato con il signor Daniele alla preparazione di questo dossier delle lamentele. Volevo presentare anche delle proposte. Quello che chiedo stasera in relazione al PUMS e alle strategie indicate dall'ultimo relatore è, nella partecipazione del pubblico,
cosa che si è conclusa nel mese di novembre dell'anno scorso e alla quale non ho potuto partecipare, non ho partecipato per anche causa mia, diciamo. In una mail non riuscirei a dire quello che potrei proporre, le mie idee, le mie cose, le richieste soprattutto. C'è la possibilità di avere dei colloqui o degli incontri, anche solo propositivi, per capire, valutare approfonditamente quelle che sono le strategie, perché e mi riferisco al quartiere, noi siamo chiusi tra due ferrovie che sono da sempre un vincolo, un confine netto e insuperabile alle volte, che crea ingorghi, difficoltà e quant'altro. Una ferrovia ha avuto dei benefici con 2 sottopassi, l'altra purtroppo no, ed è ancora in subbuglio. Quindi dirlo in una mail è difficile. Poi volevo chiedere se nel PUMS, in questo redigendo piano, se non ricordo male, al punto 7 delle strategie, si parla di sicurezza. Ecco, che azioni sono previste, sono possibili, se si possono sapere, e se è previsto anche un ciclo di istruzione, formazione. Faccio un esempio. Io fino all'anno scorso, 2 anni fa, ho guidato mezzi pesanti. Ogni 5 anni ho dovuto sempre fare le visite, i test psicotitudinali e soprattutto i corsi di aggiornamento, cosa che chi ha le patenti delle auto non fa. Dopo 10 anni si dimenticano anche il segnale dell'attraversamento pedonale, no? Per cui il PUMS prevede qualcosa in merito o no? Grazie. Grazie. Allora, provo a risponderle sulle 2 sollecitazioni. La prima, uno spazio per poter parlare direttamente, ma io adesso non so, io lo valuterei positivamente. Per esempio, siccome dobbiamo, come si diceva, poi effettuare una seconda fase di colloqui, incontri con gli stakeholder, potremmo pensare che questi incontri possono coinvolgere per esempio i consigli di quartiere e quindi avere... Come? Sì, però noi abbiamo invitato tutti i consigli di quartiere. Vorrei sottolineare un passaggio. I 70 individui che hanno partecipato sono quelli che hanno aderito. Il numero di quelli che sono stati invitati sono molto di più, e in più abbiamo anche pubblicato, come ricordava il mio collega Carlo Carminucci, un avviso per chiedere a chiunque fosse interessato di presentare la manifestazione di interesse per essere coinvolto. Abbiamo dato pubblicità e molto probabilmente è sempre così, non tutti seguono magari tutti i canali istituzionali, anche se è stato diffuso su Facebook e sul sito del Comune. Capisco che chi non segue i canali, però credo che i comitati di quartiere siano stati invitati con lettera perché avevamo gli indirizzi, almeno questo. Perché c'è una lista, mentre avevamo paura di non poter raggiungere chi stava al di fuori dalle liste istituzionali, perciò abbiamo anche pubblicato un avviso. Però, come dicevamo prima, siccome il processo continua, il percorso continua, ogni occasione, cioè noi non abbiamo preclusioni ad accettare nuove candidature, anzi devo dire che la partecipazione ai consigli non è stata numerosissima di quartiere, e questo ci ha sorpreso perché avevamo una lista numerosa e avevamo addirittura diviso in più colloqui per dare spazio, e poi il numero delle persone che hanno partecipato, nonostante i 70, è stato inferiore al potenziale. Ecco.
Quindi la traduzione pratica è che i consigli di quartiere verranno sicuramente invitati anche al secondo giro di tavoli di lavoro, nella persona del Presidente ovviamente, perché deve avere una rappresentatività ovviamente di tutto il Consiglio, quindi io invito da questo punto di vista, mi sembra una cosa assolutamente utile ed è questo uno dei motivi per cui facciamo tutti questi momenti, che tutto questo venga rappresentato al Presidente del Consiglio di quartiere, che certamente verrà invitato e dunque potrà relazionarsi per presentare tutto questo nel secondo giro, se non è stato fatto nel primo. Quindi da questo punto poi passo la parola al dottor Uccelli per il secondo pezzo. Sì, il secondo pezzo riguarda la sicurezza stradale. Allora, come dicevo, il piano dovrà ancora, anche se evidentemente come dire, idee e buone pratiche a cui attingere già ci sono, no? Quello che voglio dire è che la sicurezza stradale dipende sostanzialmente dal comportamento degli utenti della strada, e però dipende anche in parte dall'infrastruttura, che poi come dire, agisce sul comportamento, influenza il comportamento delle persone. Per esempio, mi permetta la banalizzazione, quando ci troviamo di fronte a come dire, a viaggiare in automobile su una strada magari a senso unico larga 7 metri, 8 metri, è ovvio che come dire, siamo indotti a procedere istintivamente più veloci di quello che dovrebbe essere, no? E quindi le azioni possono essere anche di tipo infrastrutturale, significa anche appunto restringere le carreggiate stradali fino, ovviamente tenendo conto dei limiti, come dire, dei decreti per la costruzione delle strade, voglio dire, senza uscire dal livello normativo. E questo è per esempio una delle possibilità che abbiamo. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, me lo sono appuntato perché questa è una buona idea e direi che nel PUMS proporremo qualcosa di questo tipo, cioè la possibilità che, adesso dobbiamo pensarci come renderla un'azione fattibile, però che il Comune possa farsi promotore di elementi di aggiornamento sulla sicurezza stradale per gli automobilisti, ai ciclisti, ai pedoni, a chiunque frequenta lo spazio stradale. Sì, infatti mi permetto di aggiungere, ad esempio era 2024 mi pare, il progetto Udine for Safety FVG, Regione, Comune di Udine, l'ACI, abbiamo fatto operazioni di aggiornamento, diciamo, su questo tema. Sono tutte cose ovviamente che devono essere fatte, ripetute, con una costanza, e magari ragionare in maniera strutturale anche su questo sicuramente può essere d'aiuto. Dopodiché, per parlare il linguaggio della verità e dell'onestà, bisogna dirci che a fianco a questo, se non c'è un intervento infrastrutturale, come è stato poc'anzi fatto un esempio, no? Il restringimento di carreggiata, ma possono essercene tanti, ecco che i risultati languiscono, diciamo così. Quindi bisogna sempre fare entrambe le cose, io credo, e il documento complessivo del PUMS serve proprio anche ad andare in questa direzione. E ovviamente anche il controllo, cioè non c'è un'unica azione che è la panacea di tutti i mali, cioè da determinare un quadro infrastrutturale di un certo tipo, avere dei controlli adeguati, fare operazioni di cultura sulle regole, no? Perché si prende la patente una volta e poi chi si è visto, invece forse servirebbe un continuo aggiornamento. Bene, c'era di là prima. Sì. Sono il coordinatore del quartiere 1 Udine Centro. Non mi ricordo di aver ricevuto una mail di invito formale come consiglio di quartiere, ma non è questo il problema. Avete evidenziato che il PUMS è fatto sulla dimensione ambientale, sociale, economico. Manca una dimensione fondamentale che è quella culturale, perché è fondamentale cambiare atteggiamento quando si convive in una strada
e quindi è necessario affrontare il tema anche da questo punto di vista, perché non bastano le regole o i cambiamenti così tecnici eccetera se poi la gente non cambia e non si convince che in strada ci sono diversi stakeholder, chiamiamoli così, che devono convivere. Quindi questa è una questione importante, secondo me, che va in qualche modo recuperata. L'altra questione non è che dovete invitare i consigli di quartiere, bisogna fare il contrario. Sulla questione del PUMS e del piano del traffico bisogna che voi veniate a parlare nei consigli di quartiere, a spiegare cos'è, perché la stragrande maggioranza dei cittadini non ha contezza di questo, non è il problema principale dei cittadini, è di alcuni stakeholders la cosa principale, no? Per esempio i commercianti immagino che siano molto interessati su come verrà sviluppato, quindi quello che chiedo è che si calendarizzi in tempi certi incontri in tutti i quartieri in cui si affrontano questi temi in modo da allargare la base dei partecipanti e degli stakeholder e di far capire ai cittadini l'importanza che hanno questi strumenti in prospettiva. Grazie. Carlo, tu ci senti Carlo, ci senti? Okay. Sì, vi sento. Vuoi spiegare tu il nostro metodo strutturato, partecipato, che consente di invitare le persone anche a confrontarsi con gli altri soggetti? Sì. Ok. Ma rispetto a quest'ultima richiesta che è stata fatta, io credo che la possiamo valutare. Certo, come dire, il percorso partecipativo già così è abbastanza intenso, no? Quindi occasioni di incontro nei tavoli di partecipazione vengono dati, dopodiché è ovvio che più divulgazione e confronto si riesce a fare meglio è, per cui magari insomma, prendiamo in carico questa richiesta, proviamo a valutarla, ecco, magari ovviamente se ne parla un po' più avanti quando poi le proposte verranno elaborate, perché questo è un po' il passaggio chiave, no? Adesso c'è un lavoro tecnico che ci sta impegnando già da qualche settimana e ancora più intensamente nelle prossime settimane per elaborare il quadro degli interventi. Poi su quello lo porteremo al confronto, diciamo, col secondo ciclo degli stakeholder, come abbiamo detto, e valutiamo se in che modo possiamo, magari sulle tematiche più specifiche del PGTU a questo punto, forse più che del PUMS, come poter allargare ad un confronto diretto più focalizzato con i comitati di quartiere, insomma, ecco. Bene, grazie. C'era una domanda là. Sì, buonasera, mi chiamo Paolo Zaramella. Per portare avanti il mio contributo avrei piacere, se fosse possibile, di vedere la slide 17 della relazione della dottoressa. E mentre viene proiettata volevo fare questa considerazione. Noi abbiamo una storia alle spalle, no? Ovviamente, se la città è fatta così. Molti sono anche stati fatti gli errori. Alcune delle proposte che sono state illustrate io ne sono colpevole se nel passato non sono state realizzate. Quindi sarebbe opportuno che si andasse ad esaminare il perché ci sono stati degli errori. Ad esempio, una delle cose che io considero è che quando abbiamo cercato di fare qualche ragionamento sul trasporto pubblico, sul traffico eccetera, ci siamo imbattuti in un parametro che è la densità abitativa, che ci ha impedito di fare delle soluzioni. Quando tu hai una città da 1500 abitanti al chilometro quadrato che come si allarga diventa subito di qualche centinaia, cosa vuol dire? Che intanto aumentano in maniera esponenziale gli piccoli spostamenti, soprattutto quelli ripetuti, perché tu rischi di portare il figlio all'asilo nel paese vicino, di andare a lavorare ancora nel paese vicino e tornando a casa di andare a fare la spesa ancora nel paese vicino. L'altra questione è che quando cominci ad espandere il trasporto pubblico esplodono i costi ad una maniera tale che è inaccettabile, nel senso non inaccettabile eticamente, inaccettabile sul piano economico. Quindi che cosa vuol dire? Che intanto
bisogna considerare inevitabilmente le linee urbane ed extraurbane come un sistema sinergico, cioè non è possibile pensare che l'unica cosa è allungare le linee urbane per andare a servire i Tavagnacco, i Martignacco, i Pagnacco e così via. Non solo, bisogna considerare che in questo contesto la dispersione abitativa è come si chiama, un elemento molto impattante, proprio perché i chilometri esplodono, quindi le ore, i costi, e poi è chiaro che quando vai a giudicare se ha funzionato o non ha funzionato e scopri che a bordo ci sono 3, dici non ha funzionato, ma per quei 3 forse era cambiata la vita, cioè se non si stabiliscono prima i parametri di successo non si saprà mai giudicare se si è vinto o si è perso. Quindi fare una progettazione, deve essere una progettazione anche di tipo economico e anche, come si può dire, gestionale, perché altrimenti se parla la politica è un successo se ti va bene o è un insuccesso se sei l'opposizione. Se parli sul piano economico è un disastro, non funziona, se parli dal punto di vista del cittadino, quindi eccetera. Finito il discorso, quindi io mi assumo la responsabilità dei miei errori, ma spero che i miei errori servano a voi a non commetterne altri o gli stessi. Qui c'è un tema. Allora, se noi andiamo a vedere questi elementi, credo che sia questo, non mi sia sbagliato il numero, questo elenco di desideri, ma anche la sua articolazione, esprime chiaramente il dato più importante di cui abbiamo di fronte, che è l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione vuol dire invecchiamento della patente anche. Automobili, ma dentro l'automobile c'è una persona che guida. A volte è l'unica persona in famiglia, oppure sono 2 le persone in famiglia che guidano, e quindi l'autonomia. A questo punto c'è anche il tema della dispersione dei servizi sul territorio. Ci sono interi quartieri già in città oggi che non hanno negozi raggiungibili a piedi. Non ci sono, perché i negozi piccoli si sono ritirati, si sono magari spostati nella strada a fianco. Ma la strada a fianco è a 2 chilometri da dove abiti. Voglio vedere io uno che va in bicicletta a fare la spesa, magari che non ha 20 anni in bicicletta a 2 chilometri. Quindi sotto questo profilo la densità territoriale credo sia un elemento enorme, e l'invecchiamento della città e di tutta la popolazione porta anche inevitabilmente il comportamento del traffico, perché prima è stato fatto l'esempio della strada stretto-larga. Parliamoci molto chiaramente, le rotonde, domanda, le rotonde sono per giovani o per vecchi? La risposta è chiarissima, non è per vecchi la rotonda, perché la rotonda richiede dinamiche di interferenza fra le persone, passi tu, passo io, sei veloce o non sei veloce, che più diventi vecchio, più diventano complicati. Quindi il tema di una popolazione che invecchia e fra 10 anni sarà ancora più vecchia, 48 anni oggi, figurati, fra 10 anni è sicuramente di 50, io non ci sarò, ma chi è più giovane di me potrà in qualche maniera valutare se ho torto o ragione. Vuol dire che noi dobbiamo fare un piano, soprattutto di tipo sociale, poi di tipo tecnico, perché se noi non mettiamo in evidenza il tema di come si modifica la necessità della mobilità, non sapremo neanche come dare una risposta. E il tema non è le persone, il comportamento delle persone. Le persone hanno 2 tipi di comportamenti, quelli che vogliono perché hanno un carattere o quelli che non vogliono perché hanno delle difficoltà. Se uno perde la vista può essere il miglior autista del mondo, ma la patente la perde. Oggi l'età media della patente è molto alta e soprattutto diciamo che la visita di rinnovo è un pochino leggera, perché se uno dovesse applicare alla lettera noi avremmo frotte di ottantenni senza patente, molte volte con un'unica patente in casa. Quindi da questo punto di vista forse alcuni indicatori vanno, come si può dire, enfatizzati di più. Vanno letti in filigrana anche perché quando parliamo di sicurezza, quando parliamo di trasporto pubblico, quando parliamo di queste cose, è chiaramente frutto di una popolazione vecchia, perché il giovane chiede altre cose, il giovane prende anche la bicicletta o prende anche il monopattino, il vecchio no. Allora, sotto questo profilo, anche incrociando i dati con i dati di chi usa il trasporto pubblico usano i giovani, questa è la massa. Perché va a lavorare e poi il pomeriggio piglia, monta su e va in giro. L'anziano ha altre esigenze, ad esempio per l'anziano è più importante l'ora di morbida che non l'ora di punta.
Sotto questo profilo, quindi, non è necessario ampliare, ma cambiare il modello. Ho finito, scusate la lunghezza. No, grazie di questo contributo, sicuramente è un punto di vista molto così, anche attento ai dati evidentemente, quindi sicuramente interessante. Grazie, non so se... No, ok, delle considerazioni. Grazie. Abbiamo là dietro, c'era... Sì, grazie. Sì, buonasera, mi chiamo Mauro Dodorico e rappresento il Circolo Legambiente Laura Conti di Udine. Naturalmente il mio intervento dopo chi mi ha preceduto sarà molto molto più basso come livello. Comunque riprendo una delle sollecitazioni dell'ingegnere Zaramella per dire che anch'io mi ero fatto degli appunti che non leggerò naturalmente per la lunghezza, ma che dirò solo per flash. Uno di questi era che noi avevamo come idea che bisognasse entrare di più dentro nella città. Tenete conto che finora gli unici elementi che conoscevamo erano le 20 slide del tavolo di lavoro, no? Presentate nel mese di dicembre, e quindi evidentemente abbiamo lavorato, quando parlo al plurale dico perché insieme a me lavora anche un gruppetto di giovani, appunto per incrociare le generazioni, un gruppo di giovani che vive la città e quindi ha, come diceva giustamente l'ingegnere Zaramella, ha delle esigenze e dei modi di approcciarsi e di usare la città e il sistema della mobilità in maniera molto diversa da quella che ho io, ad esempio. E quindi questo significa che bisogna entrare dentro la città attraverso una lettura subcomunale, perché è ormai abbastanza noto che dentro la città e la mobilità crea delle disuguaglianze di tipo sociale, di tipo economico, no? Perché ad esempio qualcuno non può muoversi senza, perché non ha l'automobile, non può raggiungere servizi e luoghi di lavoro, respira aria più inquinata perché è soggetto, no, a zone di passaggio, come si diceva prima. E quindi alcuni quartieri hanno più alternative, altri molto meno. E quindi ecco, questa era, come dire, una sollecitazione che ci sembrava di fare. E tornando invece alle questioni molto più terra-terra, insomma, no, anche di lettura dei dati, e mi scuserete se magari sono ripetitivo rispetto anche a quello che abbiamo già sentito molto più ampiamente, quello che volevo dire usando un po' 4 parole chiave, no? Che qualcuno qua dentro mi ha insegnato ad usare, che sono, come dire, la città si presenta come una città autocentrica. Non sto a dire perché i dati sono evidenti, ma quello che mi preme far emergere è l'86% e oltre degli spostamenti con mezzi privati e quindi motorizzati e quindi individuali, no, da fuori Udine. Un elemento che secondo noi, come dire, si presenta come un forte ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nelle aree urbane, nonché ai correlati obiettivi di come dire, abbattimento delle emissioni inquinanti. E poi l'altra parola d'ordine è inquinata, nel senso che abbiamo un parco veicolare molto vecchio, molto inquinante, i dati, no, presentati nella slide, no, dell'indice potenziale, no, di inquinante,
mentre invece gli obiettivi del PUMS sono anche quelli di migliorare la qualità dell'aria. Due brevissimi flash sulla qualità dell'aria, che in questa città è diciamo al di sotto dei limiti normativi, ma c'è una nuova direttiva sulla qualità dell'aria che entrerà in vigore il 1 gennaio 2030, che ha drasticamente, in maniera diciamo molto sostanziale, diminuito questi obiettivi. Bene, noi siamo andati a dare un'occhiata ai numeri e in particolare ai numeri che vengono rilevati nella centralina che misura l'inquinamento da traffico. Ecco, che è quella, ad esempio, che è, per chi non lo sapesse, è quella di via San Daniele. Bene, i dati 2024 raccolti da Ecosistema Urbano di Legambiente ci dicono che siamo sopra i limiti ancora, anche se ad esempio diossido di azoto e PM10 la media della città sta sotto ampiamente i limiti normativi di legge e anche sotto i limiti fissati al 2030, quindi parrebbe una situazione abbastanza sotto controllo, salvo il PM2.5 che invece è sopra i limiti al 2030. Però, ecco, tornando al discorso del carotaggio della città, in quella zona lì la centralina individua una criticità sul tema qualità dell'aria. Sì, ecco, so che mi toglierà la parola il moderatore. Niente, un'ultima cosa era per dire che sì, il riequilibrio modale, no, per quanto riguarda l'obiettivo della decarbonizzazione, passa naturalmente anche attraverso la riduzione significativa degli spostamenti motorizzati individuali con i mezzi privati nelle città. E quindi è un passaggio ineludibile su cui noi pensiamo sia, come dire, ora di cominciare a ragionare e ad abbattere quel 50% di spostamento con l'auto in città e quell'86% di spostamento dall'esterno della città. Scusatemi per la lunghezza, lascio la parola a Linda che fa parte del gruppo giovani che vi parlerà di un altro aspetto. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono Linda Zennaro e sono referente del Coordinamento Nazionale Giovani di Legambiente per il Friuli Venezia Giulia e oggi parlo come parte del gruppo Giovani, che è un gruppo creato quest'anno con base a Udine. Leggerò un piccolo testo e sarò breve. Come gruppo Giovani di Legambiente abbiamo visto nell'apertura dei tavoli del PUMS un'opportunità preziosa tanto per portare l'esperienza e i bisogni di giovani cittadini e cittadine, quanto per ribadire l'urgenza di mettere al centro della progettazione urbana la sostenibilità. Ma che cosa significa sostenibilità? Perché non sia una parola vuota solo formale, solo quantitativa, ma capace di veicolare la complessità degli obiettivi del lavoro che abbiamo oggi la possibilità di fare insieme. È fondamentale ricordarsi che i processi hanno tempi lenti e domandarsi quando e dove si vedranno gli effetti delle nostre decisioni. Come giovani ambientaliste e abitanti di questa città abbiamo di certo a cuore la salute e la sicurezza di tutte le persone che si muovono negli spazi urbani e interurbani di Udine. Sappiamo anche che siamo persone privilegiate, perché spesso, a differenza di molte persone che vivono qui, possiamo decidere come spostarci in base alle nostre esigenze quotidiane. E riteniamo che il nostro privilegio determini una responsabilità etica, prima ancora che civile e politica, rispetto alle scelte quotidiane che compiamo. Se oggi parliamo di trasporti pubblici, piste ciclabili, ZTL, aree pedonali, zone 30, parcheggi gratuiti a pagamento, biciclette, automobili, monopattini, marciapiedi, segnaletica orizzontale, verticale, illuminazione, fermate degli autobus, eccetera, non è soltanto per parlare di pianificazione urbana e mobilità, ma soprattutto per parlare di un sistema in cui spesso e volentieri i centri, cioè dove c'è ricchezza e potere, e le periferie, cioè dove c'è povertà e marginalità, detengono strumenti diversi per muoversi e pensarsi nello spazio urbano.
Oltre all'allineamento alle politiche europee che giustamente muove questo lavoro collettivo, vogliamo ricordare che c'è un obiettivo più grande, nobile e ancora lontano per il nostro territorio, che riguarda la cultura, prima ancora dei servizi e delle strategie che si metteranno a punto. Le parole decarbonizzazione, transizione energetica, giustizia climatica e inclusione spaventano ancora molti di noi. Speriamo che questo sia solo l'inizio del nostro percorso insieme. Cominciamo in questa sede, ma continueremo a lungo e soprattutto fuori dagli spazi istituzionali, proprio lì dove speriamo di vedere piste ciclabili sicure e illuminate, fermate dell'autobus con pensiline e tabelle orarie aggiornate, strisce di attraversamento visibili, pedoni e biciclette che attraversano senza paura. Speriamo che questo percorso generi fiducia nella politica, amore per l'abitare, cura per gli spazi e consapevolezza di essere parte attiva di questo paesaggio. Grazie. Grazie. Sì. Grazie, buonasera. Sono Antonella Gatta, consigliere comunale del Comune di Udine. Rivedendo, innanzitutto grazie a tutti anche per l'immenso impegno che è stato qui evidenziato con questa splendida illustrazione di queste slide e del lavoro del quadro conoscitivo. In una delle slide sono state mostrate le strategie del PUMS e sono state individuate sulla base di 3 capisaldi. Ora, uno è sicuramente le indicazioni a livello europeo, regionale e nazionale, e quello, voglio dire, non è discutibile dal momento che sono linee normative fisse. L'altra è la coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica, e anche questa è in qualche modo un recinto ben strutturato. Il terzo caposaldo che voi avete inserito come primo, giustamente, riguarda gli obiettivi selezionati definiti in relazione alla fase del processo partecipativo. Ora, io vorrei solo un attimo soffermarmi su questo processo partecipativo, dal momento che le risposte al questionario, al netto degli stakeholder, che a quanto pare evidentemente qualche tavolo non ha funzionato come avrebbe dovuto, pur nel desiderio degli inviti che evidentemente non hanno raggiunto tutti i destinatari, ma può succedere. Volevo chiedere, voi avete parlato di circa 2.000-2.200 questionari, risposte, chiedo scusa, ricevute in area vasta però, ok? Quindi le domando, quante sono quelle cittadine invece, dal momento che il PUMS è riguardante la città di Udine, e in relazione a questo quindi se una percentuale, facciamo 1500, quindi un 1,5 su 99.000 abitanti, 98.000 qual è quello di Udine, può essere messo alla base statisticamente per costruire una strategia per PUMS. Grazie. Grazie. Posso dire semplicemente, allora il numero esatto non me lo ricordo, però ce l'abbiamo nell'allegato per essere proprio puntuale. Noi non abbiamo evidenziato nell'allegato come prima premessa che l'indagine che noi abbiamo fatto non ha un valore statistico da riportare all'universo, perché c'è stata un'autoselezione. Quindi è evidente che chi ha partecipato, come ha ripetuto il Signore prima, era quello che aveva gli strumenti per poter accedere, la volontà, e quindi sicuramente forse anche più smart, e che c'è una classe di popolazione che non abbiamo raggiunto. Però vorrei sottolineare che il racconto è molto vasto. Noi abbiamo anche sentito per esempio i servizi sociali che ci hanno detto che ci sono 100 persone che non possono partecipare, che comunque hanno una difficoltà da muoversi in autonomia e che quindi in qualche modo sono sostenuti dal Comune. Abbiamo rilevato attraverso l'indagine che un 13% delle persone hanno difficoltà a muoversi perché o sono anziani o perché hanno delle disabilità e hanno espresso dei fabbisogni che sono stati rilevati. Alcuni appunto, è evidente che non esiste noi stiamo raccogliendo diverse fonti e li stiamo integrando, quindi non c'è una fotografia unitaria.
La ricchezza dell'indagine, comunque sono 2.200 che non abbiamo pagato, quindi si sono autoselezionati, e devo dire che c'è stata anche una sorpresa da parte nostra di una risposta così forte, perché consideri che nell'area metropolitana di Bologna, dove c'è 3 milioni di abitanti, hanno risposto, ha partecipato a un PUMS che viene considerato uno degli esempi migliori di partecipazione, 3.000 persone. Quindi la risposta è stata sicuramente interessante e ci dà una serie di informazioni. Infatti non li riportiamo all'Universo, però sicuramente ci sono 140 ragazzi che hanno espresso delle esigenze, perché loro potevano raggiungerle. Ci sono stati i numeri, quelli complessivi. Abbiamo distinto, e voi troverete allegato, una distinzione tra il comportamento, quella era una slide per dire come parcheggia il city user e come parcheggia il residente. Quindi c'è stata una segmentazione e abbiamo delle informazioni che non sono rappresentative di tutto l'universo, però sicuramente sono significative per il numero che il numero che ha risposto. Vorrei sottolineare che ISFORT, fra le altre cose, ha arricchito il quadro dell'indagine con il proprio osservatorio della mobilità, perché non so se conoscete, ma ISFORT sta nel SISTAN perché fornisce le statistiche al piano statistico nazionale sui comportamenti di mobilità degli italiani, e siamo l'unico ente accreditato perché da più di 20 anni che ogni anno facciamo un'indagine che è citata dal Ministero, da tutti gli operatori di settore, quindi sappiamo come si muovono e quindi siamo stati anche in grado di valutare le differenze di comportamento rispetto anche alla media nazionale, quindi questa è un'informazione sicuramente in più. Per quanto riguarda la parte ambientale, voglio dire che c'è un rapporto ambientale più completo dove troverà tutte le informazioni che abbiamo detto, il rapporto preliminare, dove era difficile sintetizzare nel quadro conoscitivo tutti gli indicatori che sono stati rilevati dalle fonti ufficiali. Qui abbiamo dato un messaggio, un'interpretazione, che era quello che diceva lei, cioè abbiamo citato un istogramma accanto al valore, perché se andavamo oltre le 21 slide rischiavamo di non dare spazio agli altri e poi di diventare veramente diventa difficile sintetizzare un lavoro che è stato fatto e che comunque è ricco di informazioni. Sicuramente poi ne mancano tanti altri dati, si potrà sempre arricchire, però abbiamo fatto uno sforzo per cercare di raccogliere tutte le fonti statistiche più recenti. Purtroppo è cambiato anche il metodo di Istat sull'indagine del pendolarismo. Il dato che io ho citato del sistema locale è di ottobre 2025 e non ha la ricchezza di quello del 2000 precedente, del 2011, cioè è stato pubblicato nel 2025, si riferisce al 2021 ma non ha la ricchezza di informazioni del 2011. E quindi il censimento permanente della popolazione purtroppo ancora produce delle informazioni non complete, che quindi è una perdita di informazione di cui purtroppo il sistema si deve far carico. Dopodiché c'è tutta la parte, insomma, quindi... Però credo che una fotografia l'abbiamo ottenuta. Ha ragione a dire che manca la scala, ma in questa rappresentazione lei troverà la scala dei quartieri e dei subquartieri, poi della zonizzazione del modello, e ci sono già rilevate delle differenze anche di accessibilità, di mobilità già nel rapporto del quadro conoscitivo. Infatti al mio posto il problema, infatti ho inserito l'ultima slide, quella della destinazione, per dire che l'analisi è stata fatta anche tenendo conto di come si muovono i vari indagini con la significatività che c'è, perché non abbiamo il dato della sezione censuaria dei pendolari ancora, cioè ce l'abbiamo però solamente, e quello è stato sintetizzato. Okay, mi permetto di integrare solo con un ulteriore piccolo commento. Come detto prima, ma ci tengo a risottolinearlo perché è un aspetto importante, il tema della partecipazione e dell'acquisizione di una lettura più cucita sulla realtà di Udine ovviamente non è che si esaurisce in un questionario, seppure ha ottenuto numeri di riscontro primissimi in Italia, quindi elevatissimi, però non è, lo abbiamo sempre detto, quando noi abbiamo fatto
l'evento di presentazione a cui sono seguiti i comunicati stampa, la pagina sul sito istituzionale, i social media, sono tutti un avviso di manifestazione pubblica per chiedere a chi volesse partecipare con il grado di accessibilità migliore possibile, quindi non solo associazioni strutturate, ma ad esempio anche un gruppo, pur che fosse un gruppo informale, avrebbe potuto partecipare. Quindi abbiamo veramente fatto tutti i canali possibili, una mail dedicata in maniera tale che se uno non veniva magari all'evento di inaugurazione avrebbe potuto leggere il giornale, se uno non leggeva il giornale magari lo vedeva sui social media, se non lo vedeva sui social media magari se era interessato andava sul sito istituzionale, però diciamo che se non vieni all'evento istituzionale, non guardi i social media, non leggi il giornale, non vai sul sito istituzionale e non parli con qualcuno che c'è stato, diciamo c'è il diritto a essere informati ma anche il dovere di informarsi, diciamo così. Ecco, quindi questo è il paniere che noi stiamo mettendo in campo e che non si spegne, continua sempre con tutti questi ambiti. Quindi questionario sì, importantissimo, ma è parziale per definizione. C'è la mail, ci sono gli eventi, ci sono i tavoli di lavoro e si continua in questo elemento, e assicuro che tutti i consiglieri di quartiere sono stati invitati alla loro mail ufficiale, quindi se si va e si apre la mail ufficiale si trova l'invito, continueranno a essere invitati. Se non c'è una capacità di fruizione della mail gli si telefonerà. Ecco, invito tutti, però questo l'ho sempre detto che è importante, anche a guardare e consultare la pagina sul sito del Comune di Udine, perché noi, come è corretto che sia, a ogni step finale facciamo un evento pubblico di presentazione, come quello che stiamo facendo, poi i tempi tecnici, qualche giorno, adesso c'è Pasqua, quindi non so se prima o dopo Pasqua, pubblichiamo comunque sul sito tutto il materiale, e questo è importante perché proprio per la vastità del tema, la complessità dei dati, che è appena stata anche detta dall'ingegnere, è importante che ci sia una presentazione, delle domande, magari anche per chiarire dei dubbi, per spiegare un po' come riuscire poi ad approcciare questo materiale che viene reso pubblico e trasparente, così poi se un cittadino o chiunque sia è interessato ha tutti i modi e i tempi per approfondire, e i canali di comunicazione rimangono aperti per ulteriori possibili interazioni e relazioni. Bene, siamo verso la chiusura. C'è ancora qualcuno che ha qualche dubbio, domanda? Non vedo mani alzate. 3, 2, 1. Allora, siamo perfettamente in orario, alle 18:45, incredibile. Allora, il programma prevederebbe i saluti conclusi alla conclusione da parte dell'assessore, che in realtà ha già fatto delle considerazioni finali, ma gli chiedo comunque di chiudere questo pomeriggio insieme. Sì? Prego. Sì, faccio brevissime conclusioni. Intanto ringraziando tutti i presenti di essere qui, perché questo percorso lo facciamo insieme e quindi è assolutamente importante. Tutte le persone presenti, vedo insomma c'è SSM qui con il suo consiglio d'amministrazione, il direttore, prima c'è il presidente, vedo consiglieri regionali, vedo consiglieri di quartiere, vedo amici, cittadini, quindi arriva Udine ovviamente. Ringrazio tutti, ringrazio ovviamente anche tutti i professionisti che ci stanno accompagnando in questo percorso, e spendo veramente 2 minuti per un pensiero finale. Noi siamo qui perché dopo 20 anni lo abbiamo capito, vogliamo avere una visione d'insieme che dia a tutti il diritto di muoversi in modo sicuro, semplice e sostenibile. Una sostenibilità vera, come è stato detto prima, dove per sostenibile il pensiero, appena si usa questa parola, la prima cosa che associamo a sostenibile è la dimensione ambientale, che ovviamente è certamente importante,
e da questa non dobbiamo sottrarci. Noi abbiamo dei vincoli ben precisi e le regole, la situazione di oggi, se la portiamo al 2030, in realtà i parametri sono fuori. E la PM2.5, che è la più pericolosa, sono fuori. Quindi noi dobbiamo migliorare questa situazione. In un ambito come questo, in cui è stato detto, anche qui parliamo di numeri, il 40% delle emissioni dipendono dal traffico veicolare, tu non riesci a raggiungere quel risultato con un'azione che si attua in un mese e neanche in un anno, nel senso hai bisogno, ed è per questo che siamo qui. Il 2030 è dietro l'angolo, quindi noi dobbiamo agire in maniera coerente da subito, ma sostenibilità significa anche l'aspetto sociale ed economico, se ne è parlato brevemente anche prima. Tra questo c'è il diritto di tutti di poter accedere ai luoghi. Magari qualcuno ce l'ha, ma io vi posso assicurare che ci sono molte persone che non ce l'hanno. Quindi anche questo è un tema. La sostenibilità significa alla fine garantire la mobilità effettiva a tutte le persone, non teorica, non su un archetipo di qualcuno che lascia molti fuori. Per fare tutto questo ci sono i 17 obiettivi che la norma ci impone, che noi vogliamo cucire su misura in maniera partecipata della città di Udine, che sono diventati 19 proprio in questo primo percorso e sono stati spiegati. Non sto a rispiegare e a riassumere tutto, però due priorità sono un po' emerse da tutto questo. Il tema della sicurezza stradale, declinata in vari modi, però il tema della sicurezza è un tema prioritario, e il tema del riequilibrio modale. E le due cose si parlano in realtà, perché facendo riequilibrio modale, ovvero garantendo a tutti di muoversi in sicurezza con tutti i mezzi, a piedi, in bici, in auto, col trasporto pubblico, io nella sostanza definisco un quadro infrastrutturale che mi rende la mobilità più sicura, quindi meno morti, meno feriti, più libertà, più autonomia, perché quando tu hai una mobilità più sicura, magari la famiglia decide più facilmente di mandare il proprio figlio a scuola da solo. Che vantaggio ottieni? Più autonomia per il ragazzo, più libertà per la famiglia. Ma è quasi finito, 2 minuti, ti posso richiamare? Ti trovo? Più libertà per la famiglia e altre esternalità positive, meno traffico, quindi benessere di carattere ambientale. Per fare tutto questo noi facciamo il PUMS, però in realtà facciamo qualcosa di più. Noi facciamo il PUMS e il PGTU, quindi una visione di lungo periodo decennale strategica, ma anche il documento più di breve periodo che è il PGTU. Perché è vero che ha ragione la dirigente quando dice noi dobbiamo ragionare ed agire in maniera sistemica, strutturale, progettuale, con la visione di lungo periodo, verissimo, ma nel contempo dobbiamo agire nel breve periodo, sia chiaro. Questo ce lo chiedono le esigenze ambientali, ma le esigenze dei diritti delle persone, e ce lo chiedono i cittadini, che vogliono giustamente avere una vita più comoda, più semplice e che tuteli i loro diritti. Quindi noi facciamo il PUMS e il PGTU insieme per ottimizzare questo percorso, per avere una strategia, una visione che guarda avanti, ma un'azione congruente anche nel breve periodo. E questo percorso, come ho detto, lo facciamo assieme. Lo facciamo assieme significa che è un percorso che non ha l'obiettivo di lasciare la realtà immutata. E per quanto ovvia sia questa cosa, io ci tengo a sottolinearla, perché credo che siamo troppo abituati a fare dei bei documenti, bellissimi, meravigliosi, che però rimangono in un cassetto e noi non ce lo possiamo più permettere. Quindi il documento del PUMS, l'azione del PGTU.
Lo dico perché creando un cambiamento di per sé, qualsiasi cambiamento, anche il più positivo che c'è, porta qualcuno che non sarà contento del cambiamento. Un 15% degli intervistati ha detto non fate assolutamente niente. A me va benissimo così, non fate nulla. Quindi sicuramente un 15% non sarà d'accordo, diciamo, se vogliamo capire. Questo lo dico perché per quanto possa sembrare ovvia la situazione, ovvio, fai un piano per cambiare le cose, c'è un cambiamento. Però, ecco, diciamocelo che il cambiamento porta anche delle quote di resistenza, di polemica, perché poi chi urla è sempre, no? Si sente sempre la voce di chi alza la voce. Però noi questo cambiamento lo facciamo avendo in mente l'interesse generale e il miglioramento di tutti, del residente della città di Udine, del city user della città di Udine e di tutte le fasce di popolazione, il bambino, l'anziano, la persona con disabilità, tutti. E ognuno deve lasciare il giusto spazio sulla strada per tutte le persone. Tutto questo noi lo otteniamo cioè la sicurezza, con un'azione sulla multimodalità e sulla sostenibilità, che alla fine si traduce anche nella maggiore libertà di scelta delle persone su come poter comportarsi, non confondendo, perché ho discusso recentemente su l'assessore Marchiò brutto cattivo che ha messo il divieto di fumo e alcol in 5 giardini storici recintati da città di Udine, non confondendo, la libertà non deve trasformarsi in prevaricazione. Perché non è libertà se io adotto un comportamento che con il mio comportamento io di fatto impedisco a un'altra persona di poter accedere a un luogo o di poter vivere in tranquillità in un luogo salubre. Questa non è libertà, questa è prevaricazione. Invece noi dobbiamo fare un'azione equilibrata che dia effettivamente a tutti la libertà e la possibilità di scelta, di accedere ai luoghi come persone e di rendere i luoghi posti di qualità ambientale e sociale. Quindi questo è lo sforzo che noi vogliamo fare e lo dobbiamo fare tutti assieme, proprio perché è un cambiamento e cambiamento sul territorio lo decidono le persone di quel territorio. Grazie e spero di vedervi in tutti i prossimi appuntamenti e che seguiate questo percorso sui canali istituzionali e anche sui canali social. Grazie a tutti. Grazie, buona serata e grazie dell'attesa.